Buongiorno e buon venerdì, primo appuntamento con l'informazione di Antenna 3. Anche oggi vi daremo conto delle notizie della giornata, cronaca in primo piano, ma poi ci sono gli aggiornamenti e lo faremo con uno storico di quella che può essere una lettura della guerra, una lettura storica della guerra in Ucraina, naturalmente poi risvolti economici di quello che sta accadendo a livello geopolitico sulla nostra regione, sul nostro paese. Poi ci sono le novità che arrivano dall'ultima ordinanza firmata ieri dal ministro della Salute Speranza per quanto riguarda l'utilizzo delle mascherine, perché ci sono delle novità proprio per quanto riguarda i dispositivi di sicurezza, e quindi dal 15 di giugno mascherine che saranno obbligatorie ancora in determinati settori. Pensiamo ad esempio ai mezzi di trasporto e quindi treni, ma anche ai bus, aerei, navi, metropolitane, e poi a scuola fino al termine dell'anno scolastico. Ma saranno obbligatorie anche all'interno dei palazzetti al chiuso in occasione di eventi sportivi, ma anche di concerti, e poi in cinema, teatri al chiuso, per accedere a barbieri, estetisti, parrucchieri e naturalmente negli ospedali e nelle RSA. Stop invece all'obbligo di mascherine che saranno però fortemente raccomandate soprattutto in casi di assembramento all'interno di negozi, ristoranti e locali, negli ambienti di lavoro e poi nei luoghi all'aperto. Sappiamo già che non è più obbligatoria, però lo ripetiamo, è raccomandata nei casi di assembramento laddove la distanza interpersonale non sia applicabile. Quindi rimane ancora in qualche modo il nodo proprio dei luoghi di lavoro. Anche ieri il sottosegretario Sileri diceva potrebbero esserci dei protocolli all'interno delle singole aziende che potrebbero regolamentare l'utilizzo dei dispositivi di sicurezza, ed è quello che ha detto anche oggi, analizzando un po' la situazione, il Costa, per quanto riguarda proprio ad esempio il sottosegretario della Salute Costa, analizzando l'utilizzo delle mascherine ad esempio all'interno dei supermercati. Diceva potrebbero esserci grandi catene di market che potrebbero proprio decidere per l'utilizzo delle mascherine. Sempre il sottosegretario Costa, che ha detto dopo il 1° maggio nei luoghi di lavoro non è previsto l'obbligo di mascherina, e ancora potrebbe esserci invece dal 15 di giugno lo stop definitivo dell'uso della mascherina in qualsiasi luogo. Però naturalmente queste sono decisioni dove l'andamento epidemiologico ha un grosso impatto. Anche oggi i dati, come ogni venerdì sapete che c'è l'osservatorio dell'Istituto Superiore di Sanità, che se da un lato indica un R con T che si abbassa passando da 0,96 a 0,93, dall'altro c'è un'incidenza che aumenta e passa da 699 a 675 casi. Dunque insomma l'epidemia continua a circolare, dunque anche le prossime decisioni del governo, seppur in un'ottica di convivenza con il virus, potrebbero essere modificate proprio guardando a quella che sarà la curva epidemica. Vi ho parlato delle novità per quanto riguarda gli aggiornamenti della cronaca, e allora vediamo quelle che sono le notizie in questo momento che ci arrivano dalle nostre redazioni, a partire dagli aggiornamenti per quanto riguarda la vicenda mafia ad Eraclea, perché c'è stata ieri una nuova udienza in Corte d'Appello di Venezia sulla camorra a nord-est con metodi mafiosi ad Eraclea. Dietro la vittoria elettorale dell'ex sindaco Teso ci sarebbe stato proprio questo meccanismo. A Eraclea una gemmazione della realtà camorristica casalese. Lo scrive la Corte d'Appello di Venezia nelle motivazioni della sentenza con cui lo scorso gennaio ha in larga parte confermato il pronunciamento di 1° grado, infliggendo condanne per un centinaio di anni di reclusione. Nel frattempo ieri è proseguito il processo con rito ordinario ancora in 1° grado, nel quale è imputato lo stesso Luciano Donadio, che con Raffaele Bonanno guidava il clan dei camorristi nella succursale veneta di Casal di Principe.
Erano loro a decidere anche chi faceva il sindaco e amministrava la città. Infatti l'ex primo cittadino Graziano Teso è stato condannato per concorso esterno in associazione mafiosa a 3 anni. Di lui la Corte scrive che era pienamente consapevole delle caratteristiche mafiose del sodalizio, al quale si mise al servizio per ripagare l'appoggio elettorale del boss. Nella sentenza si evidenzia come l'interessamento alla promessa di voti funzionale all'insediamento al vertice del comune di Eraclea si sia verificato anche in occasione delle elezioni che portarono alla vittoria del sindaco Mirko Mestre, non ancora giudicato. E poi c'è un'operazione della Guardia di Finanza a Vicenza in materia di fisco con falsi documenti per abbassare i dazi. Il bilancio parla di 4 denunce e il sequestro di 470.000 euro da parte delle Fiamme Gialle. Elettrodi di tungsteno prodotti e imballati in Cina, trasferiti in aziende thailandesi che compilavano documenti falsi per inviare il tutto in Italia. Un meccanismo che ha permesso a una società vicentina, secondo le indagini della Guardia di Finanza di Vicenza, di fruire dell'applicazione di un dazio del 6% invece che del 63,5% previsto per le importazioni di alcuni prodotti. Questo stratagemma avrebbe garantito un risparmio fiscale illecito di oltre 470.000 euro. Le indagini sotto il coordinamento della Procura europea hanno consentito di denunciare 4 persone per i reati di contrabbando aggravato e falso ideologico. Predisposto dal GIP del Tribunale di Vicenza un decreto di sequestro preventivo di 470.000 euro. E adesso torniamo all'incidente mortale di ieri mattina a Cairano San Marco in provincia di Treviso. Si attende la data dei funerali della 22enne Chiara Lando, morta nel tragico schianto contro un autoarticolato che trasportava rifiuti speciali. Intanto Vidore, il paese nel quale la ragazza viveva insieme ai genitori, è sotto shock. I genitori di Chiara Lando hanno cercato nelle scorse ore un po' di conforto nelle parole del parroco di Colbertaldo di Vidor, ma è difficile superare un dolore così grande. Una figlia persa a soli 22 anni in un modo terribile, una intera comunità che non può accettare il dramma. Ancora presto per fissare la data dei funerali, mentre la polizia stradale sta cercando di accertare cosa abbia causato la sbandata fatale dell'auto della ragazza ieri mattina lungo la via Cadore a Cairano di San Marco. Pochi istanti e l'impatto contro il camion che trasportava rifiuti. Stava andando a fare l'ennesimo colloquio di lavoro, Chiara, dopo le scuole superiori a Valdobbiadene. Un periodo non facile, quello post-pandemia, ma la 22enne era tenace e sognava un impiego. Un sogno spezzato in quelle lamiere accartocciate nello schianto, in una via dove le croci negli anni si sono purtroppo moltiplicate. Qua è un morto ogni 50 metri. Uno a casa 4 davanti che casa ha. Uno appena qua da sopra, ogni 50 metri è un morto. 63 anni che sono qua, ne ho visti di tutti i colori. E perché hanno fatto una corsia di sorpasso, non si può. Avrebbe messo in sicurezza? Messa in sicurezza, come si fa a mettere in sicurezza una strada così? Bisognerebbe forse pensare a un controllo di velocità. Diciamo che penso che come in questo caso non sia dovuto alla velocità, penso che sia dovuto a qualcos'altro. E poi il giallo della morte di Ahmed, il giovane quindicenne trovato senza vita nelle acque del fiume Brenta a Padova. Si attende l'esito dell'autopsia mentre la squadra mobile ha sequestrato la sua PlayStation. Alcuni dettagli delle ultime ore di vita di Ahmed potrebbero essere nascosti nella memoria della PlayStation con cui il quindicenne, trovato cadavere nelle acque del Brenta martedì mattina, ha giocato prima di sparire nel nulla la sera di giovedì 21 aprile. I poliziotti della squadra mobile di Padova hanno sequestrato il gioco elettronico insieme al cellulare del ragazzo. La PlayStation infatti può contenere messaggi e chat, inviti al gioco da estranei e quindi può essere utilizzata anche per comunicare. La procura di Padova, che coordina le indagini, non vuole escludere nessuna pista, nemmeno quella del cyberbullismo oppure quella di qualche debito di gioco online che abbia preoccupato e messo in ansia il quindicenne al punto tale di pianificare di togliersi la vita.
La procura intanto ha affidato l'incarico di una perizia ad un consulente tecnico informatico. Nel frattempo, in queste ore si attende l'esito dell'autopsia eseguita ieri pomeriggio dal medico legale Andrea Porzionato dell'Università di Padova. Tra qualche settimana poi dovrebbe arrivare anche l'esito degli esami tossicologici per capire se il ragazzo avesse assunto droghe o alcol. La famiglia di Ahmed esclude queste ipotesi in modo categorico. Il ragazzo, ci ha detto la mamma, non aveva nessun vizio, non aveva frequentazioni strane, non era nemmeno mai stato controllato dalla polizia. Nell'ultimo periodo però pare si fosse un po' isolato dagli amici. La squadra mobile sta indagando sugli ultimi messaggi inviati dal minorenne, in particolare quello audio mandato all'ex fidanzatina. Nel finale lui le ripete più volte "ti amo". Forse Ahmed nelle ultime settimane stava soffrendo molto per questa storia d'amore finita. Nel frattempo la famiglia di Ahmed, che vive nel quartiere di Torre a Padova, sta organizzando con gli amici una fiaccolata per ricordare il ragazzo e per chiedere che sia fatta chiarezza sulla morte. E nel corso della diretta torneremo sulla vicenda di Ahmed, collegandoci in diretta con Padova, con la nostra Valentina Visentino, per raccogliere l'appello che la comunità marocchina lancia a chiunque sappia qualcosa e possa aiutare a fare luce su questa enorme tragedia. E la cronaca poi ci riporta a Treviso per la vicenda di una donna vessata dal marito, quasi schiavizzata per anni. In tribunale il processo ad un 54enne. Schiava fisicamente e mentalmente del marito, anche dopo la separazione. È una storia di terribile sottomissione, quella emersa durante il processo a un 54enne residente nel Coneglianese e accusato di maltrattamenti, violenza privata, lesioni e violenza sessuale nei confronti della moglie. Secondo quanto ricostruito nel periodo tra il 2014 e il 2017, l'uomo l'avrebbe offesa, umiliata, colpita con calci e pugni e ferita con una tazza piena di tè bollente lanciata addosso. Poi, quando la coppia si sarebbe decisa a lasciarsi, le avrebbe intimato di accettare le sue condizioni, in particolare sulla cifra del mantenimento e l'affidamento dei figli minori. Un sistema fatto di telefonate e messaggi in cui l'avrebbe anche minacciata di morte. Solo dopo 5 anni di seduta da una psicologa, la donna ha trovato la forza di denunciare e raccontare quanto accaduto. Tra le accuse anche quelle di violente attenzioni sessuali imposte anche nel periodo in cui erano separati. Violento scippo in zona Sacro Cuore a Padova, vittima un'anziana che ha riportato ferite al volto e al torace. È stata sorpresa alle spalle da un malvivente che l'ha scippata mentre stava rientrando a casa dopo aver trascorso il pomeriggio al centro anziani. Una signora di 87 anni, residente a Padova in via Franzella, è finita in ospedale con 3 costole rotte, naso e volto tumefatti. L'episodio è avvenuto mercoledì pomeriggio nel quartiere Sacro Cuore. L'anziana ha lasciato subito la borsa afferrata dal ladro, ma è stata trascinata a terra con violenza. L'87enne ha dato l'allarme ai familiari, che hanno subito allertato i carabinieri, e ora è caccia all'uomo nel quartiere. La vittima, sorpresa alle spalle, non ha saputo dare molti elementi utili all'identificazione, solo pochi dettagli. Era un uomo con la carnagione scura e indossava un giubbetto rosso. Il ladro si è dato alla fuga, i carabinieri ora stanno indagando e alcuni riscontri potrebbero arrivare anche dalle telecamere della zona. Nel frattempo l'anziana è stata portata in pronto soccorso, dove è stata medicata. Sta bene, ma è ancora in stato di shock. E poi c'è l'arresto di un 26enne accusato di aver rubato una bicicletta elettrica del valore di 3.000 euro. A pizzicarlo sono state le immagini delle telecamere del sistema di videosorveglianza. Aveva rubato una bici elettrica del valore di 3.000 euro ad una signora che l'aveva lasciata lucchettata in contrada Cesare Battisti, ma le videocamere di sorveglianza urbana lo hanno incastrato. Il 26enne vicentino è stato rintracciato poco dopo, intorno alle 15 di mercoledì, dagli agenti della squadra mobile a Campomarzio. Il giovane ha prima negato l'accaduto e poi confessato di aver già venduto la bicicletta. È stato arrestato per furto aggravato. Ci spostiamo a Venezia perché in aiuto degli agenti della polizia locale sta per arrivare Quod, un nuovo agente a 4 zampe. Si consolida e si rafforza il team delle unità cinofili della polizia locale di Venezia. In arrivo a giorni infatti Quod, il nuovo agente a 4 zampe che sarà impegnato nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. Siglato l'accordo con il Comune di Milano per la formazione, la delibera per l'accordo della durata di 2 anni per il percorso di selezione, addestramento e il mantenimento di questa nuova unità cinofila.
Quod è un pastore tedesco nero che entrerà a pieno titolo a far parte assieme a Lapo, Koch e Worus della speciale squadra Unità Cinofile di Venezia. Poliziotto a quattro zampe che con i loro esperti conduttori nel corso del 2021 insieme ad altri agenti hanno portato al sequestro di oltre 11 kg di sostanze stupefacenti, all'arresto di 64 persone per la cessione delle stesse, alla denuncia a piede libero di altre 60 con la segnalazione in prefettura di 130 persone e al sanzionamento di 241 persone sorprese a consumare, cedere o detenere droga. Attività che in questi primi 4 mesi dell'anno ha portato all'arresto di altre 27 persone, di cui il 95% per spaccio, e alla denuncia a piede libero di altre 35 persone colte in flagranza di reato. E un aggiornamento di cronaca, lo leggiamo dal sito del Gazzettino, arriva da Rovigo, da Adria per l'esattezza, con la conclusione delle indagini della Guardia di Finanza che ha operazione denominata Goldfinger, che nell'ottobre scorso aveva portato all'esecuzione di un'ordinanza di sequestro preventivo per circa 300.000 euro e di una custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal GIP del Tribunale Polesano nei confronti di un imprenditore per il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. L'operazione aveva interessato una società di compro oro per la quale le indagini avevano svelato la commissione di reiterate e gravi violazioni alla normativa antiriciclaggio oltre che alla normativa penale tributaria. Con questo aggiornamento di cronaca noi ci fermiamo, c'è una breve pausa pubblicitaria e poi torniamo in diretta per parlare di economia e non solo. A tra poco. Siamo tornati in diretta, come annunciato, vediamo quelle che sono le conseguenze economiche di quello che sta accadendo anche a livello internazionale con la guerra in Ucraina, ma non solo, perché all'orizzonte, anzi tra poche ore a Milano c'è un importante ritorno di un'importante fiera per un settore strategico e fondamentale per la nostra economia. Intanto saluto e la ringrazio per essere con noi perché è in partenza proprio per Milano e quindi grazie davvero per averci dedicato questo tempo. La Presidente di Confindustria Belluno Dolomiti, Lorraine Bertone. Ben ritrovata, Presidente. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, come detto, lei è in partenza per Milano perché ritorna all'appuntamento con la Fiera dell'Occhialeria Mido, un appuntamento che era venuto a mancare e che torna ed è fondamentale per questo settore. Sì, sono in partenza per Milano finalmente dopo 2 anni di assenza che ha pesato sulle nostre aziende sicuramente, ma per fortuna il distretto dell'Occhiale è un distretto che ha numeri e margini importanti. Questa fiera però segna un nuovo inizio, noi speriamo, quello dell'inizio di ritrovarsi, di comunicare e di ritornare a lavorare con più serenità, tra virgolette, perché con quello che sta accadendo in Europa di serenità non ce n'è tantissima. Purtroppo. Quali sono i numeri e quindi anche le aspettative che accompagnano questo appuntamento fieristico? Ma le aspettative sono buone, poi i numeri saremo in grado di darli lunedì pomeriggio o martedì, però abbiamo di sicuro 630 espositori provenienti da 45 paesi in 5 padiglioni, per cui i numeri sono importanti e sicuramente la necessità, la voglia, l'importanza di vedersi di persona sta ritornando. Il settore dell'occhialeria, qual è il suo stato di salute in questa situazione, come ha detto lei, complicata sotto tanti punti di vista? Ma diciamo che la situazione dell'occhialeria è particolarmente buona. I numeri del primo trimestre sono importanti e ci danno soddisfazione. È chiaro che c'è grande preoccupazione per i prossimi mesi perché di fronte alla guerra in Ucraina, che però sta coinvolgendo l'Europa e non solo l'Europa perché sta coinvolgendo il mondo intero, dobbiamo essere cauti, su questo non ci sono dubbi. Diciamo che l'incertezza legata proprio alla guerra sull'economia pesa, anche se da più parti si dice che c'erano già dei campanelli d'allarme, quindi la guerra ha solo acuito, portato forse più a galla quelle che erano problematiche che comunque gli addetti ai lavori già sapevano, già conoscevano.
Ah sì, assolutamente. Purtroppo la difficoltà di reperire le materie prime è iniziato a settembre, con un aggravarsi notevolmente in ottobre, per cui assolutamente prima della guerra. Lo stesso vale per il caro energia, è tutto iniziato prima. È chiaro che c'è in atto una speculazione a cui la nostra politica deve anche rispondere. C'è stato un ritorno anche appena lì a gennaio di un ritorno di Covid, perché anche le nostre aziende hanno di nuovo avuto un'ondata tra fine gennaio e febbraio. E questa guerra che purtroppo ci lascia tutti attoniti, insomma quello che vediamo sicuramente non è rassicurante e non fa pensare a poter essere così ottimisti, però devo dire che per quello che riguarda i numeri dell'occhialeria, del Made in Italy, sono numeri importanti, sono veramente importanti. Speriamo e ci auguriamo che continui così, nell'interesse delle nostre aziende, ma anche del tessuto sociale e economico e del distretto bellunese, che è sicuramente, essendo in montagna, un distretto che è più difficile da tenere così vivace, no? Lei ha accennato alla carenza di materie prime, però poi c'è tutta quella che è un'altra guerra, quella del gas, la speculazione in atto sotto tanti punti di vista. Insomma, è necessario intervenire subito, prima che sia troppo tardi probabilmente. Bisogna intervenire subito. A me spaventa sicuramente per le aziende, ma l'altro giorno una mia dipendente mi ha detto Presidente, lo sa che io ho ricevuto una bolletta di 1.200 euro, non so come fare a pagarla. Ecco, allora devo dire che quando mettiamo in crisi le aziende, il nostro personale, dobbiamo tutti porci una domanda e la politica deve dare velocemente una risposta. Non si possono portare le famiglie a non essere così, non avere più serenità. Io le vedo, le persone hanno paura di non arrivare a fine mese, e con quello che vediamo in televisione tutti i giorni le paure diventano anche qualcos'altro. I bambini iniziano a fare domande sulla guerra, iniziano a chiedere: ma arriverà anche qui? Io l'ho sentito. Certo, e questo è l'aspetto che preoccupa tutti noi, è inutile negarlo, e quindi preoccupa noi nella nostra quotidianità. Possiamo immaginare quanto questo abbia un peso poi sulle decisioni anche degli imprenditori. Tornando a Mido, possiamo dire che non ha solo un peso per l'occhialeria, ma rappresenta qualcosa in più per tutta l'economia bellunese questo appuntamento, Presidente, o è troppo? No, non è assolutamente troppo, perché il benessere nel bellunese è sicuramente arrivato in primis dall'occhialeria. Poi abbiamo la fortuna, io lo dico sempre, di avere tantissime altre aziende importanti e che di pari passo portano benessere in questo territorio. Dobbiamo fare in modo che questo territorio sia servito, perché la mia paura da Presidente di Confindustria è che aziende così grandi, così importanti, che sono ancora e che investono su questo territorio, possono decidere di spostarsi, e questo io lo continuo a dire, lo ripeto, le infrastrutture sono fondamentali. Siamo rimasti indietro, abbiamo troppi problemi, abbiamo le Olimpiadi che vengono avanti, ma vediamo i lavori, non lo so, alcuni non sono nemmeno partiti, non si riesce a capire. Sento i politici che si lamentano, per cui veramente rimango esterrefatta di fronte a una provincia che così tanto dà, ma non al Veneto, dà al paese, perché il territorio di Belluno, la provincia di Belluno, le tasse le paga, e le paga profumatamente. Abbiamo bisogno di mettere mano in modo definitivo alle nostre infrastrutture, tutte. Ecco, Presidente, lei ha parlato appunto di infrastrutture, allora concentriamoci su quelli che sono i nodi più critici, aprendo e chiudendo una parentesi. L'allarme sul rincari delle materie prime che potrebbero bloccare infrastrutture importanti è suonato forte in queste ultime settimane, per cui diciamo che è un elemento in più nell'analisi. Ma per quanto riguarda ad esempio A27, tra Belluno e Treviso si torna a parlare appunto di nuovi cantieri, soprattutto nella zona della galleria del Monte Baldo a Vittorio Veneto. In questi giorni abbiamo assistito a delle chiusure notturne. Qual è il suo pensiero in merito? Guardi, io proprio l'altro ieri sono andata a Treviso
e sono entrata e uscita almeno 3 volte, spostandomi a destra e a sinistra con tutte le difficoltà e il pericolo che anche questo comporta. Allora, è chiaro che è importante che le strade siano sicure. Si fa fatica a capire come mai la 27 in quella tratta sia continuamente in quella situazione. Dopodiché ci avviciniamo all'estate, io sinceramente faccio fatica a capire come mai siamo così disorganizzati, perché io non credo, veramente sinceramente non credo che non si possa fare di più e fare meglio e soprattutto in tempi diversi. C'è poi il nodo dei collegamenti tra le valli. Un mese fa abbiamo visto la chiusura della strada per la Val di Zoldo, abbiamo visto gli incendi tra Longarone, abbiamo parlato anche noi, tra Longarone e lo Zoldano, che hanno creato non pochi problemi. Guardi, le infrastrutture nella provincia di Belluno vanno riprese in mano, va fatta un'analisi completa di quello che bisogna fare subito e di quello che si può fare più in là. È un territorio che è evidente e chiaro a tutti che è stato trascurato, perché null'altro è accaduto e oggi ci ritroviamo con una serie di difficoltà e guarda caso purtroppo si vanno a cavallare una all'altra. Sappiamo che c'è il forte tema della Galleria del Comelico, che chiaramente anche quella ci porta ad essere molto preoccupati per le persone, ma anche per i lavoratori e anche per le imprese. C'è veramente in gioco il futuro del Comelico, ma il futuro di tutta la provincia. Poi la Val di Zoldo sappiamo, lì ci sono sempre questi continui tamponamenti, bisogna arrivare a portare a termine lavori importanti ma che durino nel tempo. Poi però se guardiamo ai nostri vicini del Trentino Alto Adige vediamo la realizzazione, l'apertura di un'opera che collega la Val Badia alla Val Pusteria, realizzata anche in tempi insomma, più che buoni. Sì. Noi facciamo sempre questo eterno confronto e diventa sempre più crudele, perché non è che la provincia di Belluno sia meno attiva e abbia meno necessità, per cui bisogna veramente capire perché questa parte del paese, perché lo sappiamo anche, ma bisogna anche capire perché in una parte del paese si costruisce e si fa in pochi giorni e noi solamente per decidere ci mettiamo anni. Presidente, la famosa legge quadro sulla montagna tanto attesa lì all'orizzonte sembra davvero ormai vicina dopo l'ok del governo? Sì. Ci abbiamo lavorato tanto e finalmente sembra molto vicina. Ci auguriamo che adesso i tempi siano veloci, celeri, perché questo denaro nei territori di montagna non è denaro in più, è semplicemente denaro che serve per poter rimanere e poter fare e agire e investire in modo corretto. E soprattutto io mi preoccupo sempre anche dello spopolamento. Per mantenere qui i nostri giovani dobbiamo assolutamente dare servizi di altissimo livello. Anche perché un territorio che muore, che perde popolazione, è un territorio che poi da tanti punti di vista, anche dal punto di vista economico, perde vitalità. È tutto collegato. Guardi, la provincia di Belluno è scesa sotto i 200.000 abitanti, è tutto collegato, infatti le imprese iniziano anche ad essere preoccupate perché noi abbiamo bisogno, siamo in carenza di forza lavoro, lei si immagina con una provincia che ogni anno perde 1.500-2.000 abitanti, non è certamente consolante. Per cui questa legge sulla montagna è necessaria, è fondamentale, deve arrivare quanto prima. Gli strumenti ci sono, io devo dire che so anche che ai giovani piace vivere in montagna, certamente bisogna dare a loro opportunità e opportunità importanti. Presidente, domenica 1 maggio, festa dei lavoratori. Stiamo vivendo un paradosso in questo momento dove manca personale specializzato. Lo riscontrate anche nel settore dell'occhialeria, per tornare al tema dell'inizio di questa chiacchierata con lei? Sì,
è fonte di grande preoccupazione per l'occhialeria in particolar modo, ma non solo. Io ricevo telefonate da imprenditori ogni giorno che mi chiedono ma dove possiamo trovare il personale. Noi come Confindustria ci stiamo muovendo tantissimo con l'ITS meccatronico, la formazione con l'ITS meccatronico, con la LUIS, la stessa Anfao ha portato avanti un ITS dell'occhiale, per cui, come dire, gli strumenti ci sono, bisogna continuare ad investire, ed è un percorso che non è un percorso che dura 24 ore, è un percorso che dura purtroppo anni, per cui abbiamo iniziato anche qui tardi, ma adesso ci crediamo, i giovani ci sono, se gli dai i percorsi di formazione adatti per questo momento, i giovani ci sono e sono interessati. Certamente che insieme a tutto questo, io continuo a ripetere, bisogna dare il servizio, tutti i tipi di servizi. Quindi non è... Che si sta parlando, per dire una cosa che esula completamente da quello che stiamo dicendo, ma io l'altro giorno ho detto ma non è assolutamente possibile, il cinema storico nel centro di Belluno forse chiude. È inaccettabile, perché per far rimanere i giovani sul territorio c'è bisogno di cultura, di cinema, di teatro, di mostre, di musei, di scuole. Si ritorna al discorso di prima dello spopolamento, di questo circolo vizioso nel quale si rischia di finire. Quindi non è vero, come si dice spesso, che i ragazzi non hanno voglia di fare certi lavori. Cioè le chiedo, una volta che escono da queste scuole tecniche, poi nel momento in cui arrivano al colloquio di fronte a quello che potrebbe essere il loro datore di lavoro, pongono delle condizioni, chiedono qualcosa in particolare, appaiono come qualcuno li vuole descrivere, ma sappiamo che non è così, e soprattutto nella maggior parte dei casi, viziati, e quindi c'è poi chi dice, arriva al paradosso di dire preferisco il reddito di cittadinanza piuttosto che lavorare a certe condizioni, perché ultimamente sotto vari settori, dal turismo non solo, leggiamo di queste notizie di imprenditori che denunciano questo. Allora guardi, il reddito di cittadinanza è stato deleterio e questo è chiaro, penso oramai a tutti. Dopodiché, allora, il discorso è molto complesso. Io nei giovani credo, e credo fortemente, anche perché ho dei figli giovani, quindi sono, come dire, li vedo quotidianamente come si comportano, cosa fanno. La mia preoccupazione riguardo ai giovani non è tanto se hanno voglia o non hanno voglia di fare, è soprattutto quali sono le loro aspettative per il futuro. Ecco, lì sembra che qualcosa si sia spento, e purtroppo ne sono convintissima, tutto questo non è dato dal lavoro mi piace, il lavoro non mi piace, sono tante ore. Certo, dobbiamo retribuire i giovani in modo adeguato, ma purtroppo internet e le blogger, influencer, tutto quello che succede via internet fa pensare ai giovani che forse lavorare così duramente non ha senso, quando tu vedi delle ragazze giovanissime su TikTok qui e lì che guadagnano milioni di euro facendo nulla e soprattutto proponendo nulla. Noi dobbiamo affrontare questo tema, non è assolutamente possibile che un ragazzo pensi che guadagnare 1.800 euro al mese o 1.200 quando iniziano sia troppo poco. Dobbiamo ritornare alla realtà. C'è chi, parlando qualche settimana fa, proprio nella nostra diretta con chi opera nel settore del turismo, diceva facciamo fatica a trovare ragazzi giovani, ci dovrebbe essere un cambiamento sociologico che dovrebbe coinvolgere anche le famiglie che spesso nella scelta dei lavori guidano i propri figli verso strade a discapito di altre. Sì. Dobbiamo ritornare alla formazione che parte, guardi, mi creda, in famiglia. Ogni lavoro è nobile. Dopodiché, se una ragazza o una ragazza, se sono ambiziosi, la strada c'è per arrivare, perché io ne sono l'esempio, sono diventata imprenditrice e presidente di Confindustria dal nulla, solamente con tanta voglia di mettermi in discussione, con forza di volontà e con un po' di ambizione. È stato difficile, anche perché da donna le assicuro che è assolutamente più difficile.
Oggi, guardando il mondo con gli occhi di una donna matura, le dico ci sono tantissime cose che mi piacerebbe fare, dico peccato che prima non avevo gli strumenti. Ecco, diamo gli strumenti a questi ragazzi, perché sono in realtà molto più preparati e informati di quello che eravamo noi quando eravamo ragazzi. Bisogna ritornare a parlare di... non so neanche come dire, a parlare di cose serie in famiglia, a sedersi a tavola insieme, a confrontarsi, a far capire che la vita dei genitori è stata una vita di sacrifici e che i genitori si aspettano anche qualcosa dai loro ragazzi, perché comprare i cellulari ai figli non va sempre bene, mettergli sempre la benzina nella macchina magari comprata con i soldi di papà e mamma non va sempre bene, anche gli oggetti, le cose, quelle importanti si conquistano. Presidente, l'ultima domanda rispetto a quando lei è entrata nel mondo dell'imprenditoria, il ruolo della donna nel mondo del lavoro, sempre in ottica di 1° maggio, e anche quello che è il confronto con i colleghi uomini, è cambiato o c'è ancora strada da fare? E anche in questo caso cambiando sociologicamente probabilmente. C'è ancora strada da fare, non ci sono dubbi. Io mi permetto anche di dire che però non dipende solo dagli uomini, dipende anche da come le ragazze si pongono rispetto agli uomini. Per cui è una crescita che dobbiamo fare insieme, non riguarda le donne, non riguarda gli uomini, riguarda tutti. Devo dire una cosa però, riguarda molto le madri, questo sì. Perché i maschi li educhiamo e li cresciamo noi, per cui il primo esempio va dato in famiglia e va dato subito, immediatamente, a 2-3 anni. Io lo noto, c'è un modo di rapportarsi con il figlio maschio diverso che con la figlia femmina, per cui bisogna partire assolutamente dalle madri e come sempre le donne in prima linea. Anche su questo dobbiamo assolutamente capire che noi facciamo parte della crescita e dell'evoluzione delle nostre figlie e quindi anche dei nostri figli maschi. Condivido, da mamma di un figlio maschio e di una figlia femmina, condivido il ruolo principale che i genitori hanno su questo. Grazie davvero, Presidente di Confindustria Belluno Dolomiti, Loren Berton, buon viaggio per Milano e buona fiera, buon amido a lei. Magari torneremo ad aggiornarci per capire come è andata e i risultati di questo importante appuntamento che torna dopo la pandemia. Grazie davvero, Presidente, buon lavoro. Grazie a tutti. Grazie. E questo dunque il settore, l'economia, le ripercussioni economiche sulla nostra regione. Io vi farei vedere un servizio realizzato ieri dalla nostra redazione di Venezia, proprio collegata al tema dell'economia, con l'allarme che arriva dalla CNA del Veneto, che parla di una tempesta perfetta che si è scatenata sulla nostra economia veneta legata alla guerra in Ucraina. Il PIL 2022 del Veneto sarà inferiore di oltre 3 miliardi di euro rispetto alle attese. Il prezzo dell'energia elettrica è quintuplicato, il gas è aumentato del 600%, l'inflazione è al più 7,6%, i consumi in calo del 3%. Nel suo ultimo focus, l'Osservatorio Economia e Territorio della CNA del Veneto parla di una tempesta economica perfetta. Il precipitare della crisi ucraina ha di fatto annullato quel rimbalzo dell'economia che stava segnando l'uscita dalla crisi del Covid, per cui ora è necessario modificare un PNRR pensato in una situazione economica che è già mutata. Sarà necessario ritararlo secondo quelle che sono le esigenze effettive che si sono rappresentate in questo momento. Penso al problema energetico, al problema appunto delle materie prime, al sostegno che dovranno avere le aziende che si trovano in difficoltà non per causa propria ma per questa situazione di geopolitica generale che le sta investendo. C'è un settore che sta soffrendo di più in Veneto? Diciamo che il settore manufatturiero in generale, il settore della meccanica per esempio, sta soffrendo in maniera particolare perché è molto legato all'energia, a talune materie prime e ai contatti che aveva non soprattutto in maniera maggiore rispetto ad altri settori col mondo della Russia e dell'Ucraina. Altri problemi si stanno manifestando anche nella moda e nell'agroalimentare, ma non tutto va male. Gli investimenti ad esempio sono in crescita del 13% e il Veneto riparte da un export che già l'anno scorso era ampiamente superiore ai livelli pre-pandemia.
L'influenza della crisi internazionale poi può essere perlomeno mitigata impostando una politica economica di lungo termine. Qualcosa si può fare per incentivare il fotovoltaico, per incentivare il consumo all'interno delle imprese e delle famiglie e anche in sistemi di comunità. Questo è uno. L'altro aspetto è quello di ragionare sulle filiere strategiche avendo un atteggiamento non a pioggia di attenzione. Quindi le risorse che ci sono vanno spese per in qualche maniera sostenere quelle realtà, quelle filiere che possono in qualche maniera portare ulteriori risorse e dare volano all'economia. E dunque questo è l'allarme della CNA per quanto riguarda la nostra economia, duramente colpita prima dalla pandemia, ora dalle ripercussioni della guerra in Ucraina sotto vari punti di vista. Nel corso della nostra diretta apriremo anche una finestra sulla sanità, ne apriremo adesso subito una per parlare di una novità molto importante nella nota ai tumori, ma come detto ne apriremo poi un'altra con la nostra Ilaria Marchiori, perché è in corso in questi minuti a Venezia una conferenza stampa del direttore generale della sanità del Veneto Luciano Flor per quanto riguarda l'allarme sugli organici dei medici all'interno degli ospedali, quindi capiremo un po' di che numeri stiamo parlando proprio con chi ha sotto mano la situazione. Io saluto il professor Filippo Alongi, direttore del Dipartimento di Radioterapia Oncologica Avanzata dell'IRCS di Negrar. Buongiorno professore, ben ritrovato. Tra l'altro Negrar compie 100 anni, poi parleremo anche un attimo di questo. Buongiorno professore, grazie per essere con noi. Buongiorno. Io le chiedo una gentilezza, se può attendere 2 minuti perché ho un collegamento di cronaca che altrimenti poi non riesco più a fare, perché come avevo annunciato i nostri telespettatori dovrebbe esserci a Padova la nostra Valentina Visentin per tornare alla vicenda di Ahmed, il giovane quindicenne trovato senza vita nelle acque del fiume Brenta, perché dalla comunità marocchina arriva un forte appello per aiutare nelle indagini. Buongiorno Valentina. Sì, buongiorno Francesca, infatti queste sono ore cruciali perché ovviamente la Procura ha dato mandato ad un perito di eseguire delle indagini specifiche sulla PlayStation del ragazzo e anche sugli ultimi messaggi mandati da Ahmed. Si attende l'esito dell'autopsia eseguita ieri. La comunità marocchina, qui con me c'è Halima Ben Bouchaib che è la responsabile della comunità marocchina, ma soprattutto oggi parla anche in qualità di amica di famiglia, conosce da tantissimo tempo la mamma e la sorella di Ahmed. Qual è il vostro appello, Halima? Buongiorno, il nostro appello oggi mi rivolgo ai ragazzi, amici e compagni di Ahmed che raccontano tutto quello che sanno sul loro compagno per dare un confronto e un po' di dignità, un po' di sostegno alla mamma del dolore che ha. Vuole la verità, vuole sapere la verità. Per quello siamo qua a fare di nuovo un appello per dare un confronto e un po' di serenità a una madre distrutta. Voi siete convinti che Ahmed non possa aver fatto tutto da solo, che insomma ci sia qualcuno che potrebbe averlo spinto a suicidarsi? Sicuramente sì, è per quello che io ripeto, è necessario raccontare quello che è successo ad un ragazzo bravo e gentile, così queste cose non debbano più ripetere a nessuno. Le chiedo un'ultima cosa, Halima, sa se c'è qualche novità sull'autopsia di Ahmed? Finora no, non si sa niente. Francesca, da Padova è tutto, quindi l'appello, chi sa qualcosa si faccia avanti, i canali quelle delle forze dell'ordine oppure dell'avvocato e della famiglia di Ahmed. Da Padova è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Valentina Visentini, grazie alla tua ospite, all'appello lanciato anche ieri dai nostri microfoni dalla sorella di Ahmed, quello di farsi vivo, chi sapesse qualcosa, anche mandandole un messaggio, mettendosi in contatto con i canali ufficiali per far luce su questa tragedia. Risaluto nuovamente, mi scuso per l'attesa e lo ringrazio, il professor Filippo Alongi, direttore del Dipartimento di Radioterapia Oncologica Avanzata dell'IRCS Sacro Cuore di Negrar. Buongiorno di nuovo professore.
Buongiorno e grazie a voi. E allora un secolo di vita del RICS Sacro Cuore Don Calabria di Negrar, che verrà festeggiato con un volume, un libro, Guarite i malati, che vede anche un pensiero speciale augurale di Papa Francesco e un intervento del Presidente del Consiglio Mario Draghi, che vuole proprio celebrare il lavoro svolto in questi 100 anni anche durante la pandemia dal RICS, dall'Istituto Don Calabria. Ci sarà una raccolta di 28 testimonianze di chi opera nell'IRCS, ma anche di imprenditori, scrittori e pazienti, e dunque ripercorre sotto vari punti di vista questi 100 anni di vita. All'interno del volume non so se ci sia, se si è fatto a tempo ad inserire anche questa importante novità che riguarda il trattamento dei tumori, perché arriva Ethos, un'intelligenza artificiale che per quanto riguarda la radioterapia rappresenta una svolta molto importante anche per la vita del paziente. Di che cosa stiamo parlando, professore? Sì, stiamo parlando di una apparecchiatura ultramoderna, ce ne sono pochissime, solo 2 in Italia. Ho il privilegio di dire che Negrar è sempre dal punto di vista tecnologico sensibile e pronta ad offrire ai propri pazienti quella che è la migliore tecnologia disponibile per le cure. Stiamo parlando ovviamente di cure oncologiche, stiamo parlando di una apparecchiatura in grado di gestire i trattamenti di radioterapia con un supporto dettato dall'intelligenza artificiale. Questo significa che gli operatori costituiti da radio-oncologi, da fisici e da tecnici che quotidianamente si dedicano alla cura di questi tumori hanno un supporto in più, che è questo computer di bordo che aiuta e supporta qualora ci siano dei cambiamenti, e noi cambiamenti durante il trattamento li vediamo spesso. Faccio l'esempio di pazienti che possono dimagrire durante le sedute di radioterapia, faccio l'esempio ancora più importante di un tumore che può cambiare il suo volume, la sua forma durante le sedute di radioterapia, o di organi vicini al nostro bersaglio tumorale che si muovono per il respiro o per la normale attività, ad esempio, della digestione intestinale. Tutte queste variazioni vengono viste in tempo reale da questo computer, che ci dà delle informazioni utili e rielabora il piano di cura nel migliore dei modi. Questo significa che giorno per giorno il paziente ha il piano di cura e quindi il trattamento più adeguato alla condizione specifica nel momento in cui si trova proprio sul lettino, pochi secondi prima di cominciare. Importante poi nel caso il tumore si trovi vicino ad organi vitali, o nel momento in cui magari durante la seduta di radioterapia ci siano dei movimenti, insomma è talmente precisa come terapia che va a colpire esattamente laddove è necessario, salvaguardando tutto quello che gli sta intorno. Sì, si tratta di una metodica ultra precisa, perché lei deve pensare che la radioterapia in passato veniva proposta dal giorno iniziale fino all'ultima seduta sempre nello stesso modo. Potevamo fare delle verifiche radiologiche per vedere la posizione del paziente, però ecco, questo sistema introduce finalmente una possibilità di correzione immediata di tutte le variabili che lei ha già citato e che già riportavamo prima. Io penso ad esempio a dei pazienti in cui la massa tumorale si trova a contatto con un organo vitale, come ben diceva lei, e questo succede molto spesso, e spesso siamo costretti a ridurre la dose per non danneggiare quell'organo a rischio che seduta dopo seduta può spostarsi di qualche millimetro. Qui invece prima della seduta, in tempo reale, siamo in grado di aggiustare il mirino, il nostro computer rielabora come la dose deve essere depositata nel punto giusto, e questo ovviamente consente di aumentare le dosi laddove è necessario, cioè sul tumore, e ridurle al minimo, addirittura azzerarle, laddove invece è necessario preservare gli organi a rischio, gli organi critici e gli organi vitali. Quindi si riducono anche i tempi delle sedute in questo modo? Tanto per capire una seduta normale di radioterapia rispetto a questa con Ethos, professore.
Allora, di solito lei pensi che le sedute di radioterapia possono anche durare fino a 30 minuti e noi, con tutto che siamo in grado di incorporare queste modifiche e rielaborare il piano di cura, siamo in grado di effettuare questi trattamenti in pochissimi minuti, parliamo al massimo di 10-15 minuti. Si tratta di una radioterapia che gli inglesi chiamano adaptive, significa adattativa, proprio perché si adatta alle singole condizioni e cambiamenti quotidiani e viene effettuata in tempi brevi. Questa estrema precisione non riduce solo la durata della seduta, ma riduce anche il numero di sedute, perché essendo più confidenti, più precisi e essendo più sicuri di colpire la sede adeguata, possiamo anche concentrare le dosi in meno sedute e questo si traduce fondamentalmente nella possibilità di ridurre costi diretti e indiretti per il sistema sanitario nazionale. Abbattiamo le liste d'attesa. Lei deve pensare che nel nostro centro di radioterapia il paziente che viene in visita può cominciare entro 4-5 giorni. Sappiamo che le liste d'attesa sono state purtroppo un problema molto rilevante in generale per la sanità e specificamente anche nella nostra regione qualche anno fa. Fortunatamente la regione ha messo in campo diverse apparecchiature moderne. A Negrar diciamo che abbiamo questa modernizzazione, questo avanzamento che si traduce anche in una riduzione o abolizione totale delle liste d'attesa, potendo consentire ai nostri pazienti le cure che avrebbero nei migliori centri. Sto parlando di New York, sto parlando di Londra, sto parlando di strutture dedicate all'oncologia che hanno le stesse nostre apparecchiature. Infatti vorrei sottolineare come nel nostro centro abbiamo 4 acceleratori lineari di ultima generazione, tutti recentissimi, e accanto ad Ethos abbiamo un'apparecchiatura unica in Italia che si chiama Unity, che ha una risonanza magnetica integrata, se si ricorda ne avevamo parlato qualche anno fa, e che rappresenta insieme ad Ethos una combinazione che offre ai nostri pazienti tutto ciò che è necessario per avere le migliori cure. È applicabile per tutti i tipi di tumore, professore? Diciamo che è un'apparecchiatura molto versatile. Questo significa che possiamo trattare dal tumore al cervello al tumore al bacino, ginecologico, prostatico, polmonare. È un'apparecchiatura che diciamo si adatta a tutti i pazienti. Ha una versatilità legata anche al fatto che anche se il paziente è obeso, anche se il paziente diciamo è anziano, anche se il paziente è fragile o ha ad esempio delle protesi femorali con dei metalli che possono creare delle problematiche particolari per altri tipi di radioterapia, o dei pacemaker ad esempio che qualche volta hanno delle interferenze ad esempio con le apparecchiature di risonanza magnetica dell'altra apparecchiatura, qui in questo caso diciamo che abbiamo la possibilità di offrire questo tipo di opportunità terapeutica senza limite, sia come sede anatomica sia come tipo di paziente. Quanti sono i pazienti finora trattati con Ethos e che risultati avete potuto rilevare nella vostra analisi, che poi verrà, immagino, pubblicata anche a livello internazionale, visto l'importanza di questo strumento? Sì, abbiamo già trattato più di 200 pazienti. Lei consideri che abbiamo cominciato circa meno di un mese e mezzo fa. Questa apparecchiatura, come le dicevo, potendo trattare in pochissimi minuti, ci consente di trattare tantissimi pazienti. Lei pensi che facciamo dai 30 ai 40 pazienti al giorno su questa apparecchiatura e su molti di questi l'intelligenza artificiale a bordo ci fa fare quelle correzioni che sono cruciali, fondamentali per dare una qualità al trattamento di radioterapia e una precisione che prima con le metodiche convenzionali era sicuramente impossibile o veramente difficile da proporre. Sappiamo come durante questi oltre 2 anni di pandemia l'oncologia non si sia mai fermata, eppure molti per vari timori, paura del contagio, hanno rallentato, ritardato quelle che sono le cure. Avete riscontrato, ora che siamo in una fase di ripresa sotto vari punti di vista, delle situazioni che si sono aggravate proprio per questo ritardo nelle diagnosi, professore?
Sì, devo dire che questo è stato riscontrato soprattutto nell'ultimo anno, probabilmente grazie anche alle campagne di sensibilizzazione, grazie ai vaccini, grazie anche ad un minor timore da parte dei pazienti. Devo dire che le situazioni che avevamo visto l'anno scorso sono fortunatamente meno evidenti. È chiaro che spesso ci riscontriamo delle situazioni che probabilmente senza Covid avremmo visto in fase meno avanzata, però devo dire che rispetto all'impatto veramente importante dell'anno scorso, in cui i pazienti avevano veramente paura a venire all'ospedale, fortunatamente grazie ai sistemi di protezione, alle vaccinazioni e anche a dei percorsi che sono stati messi in campo in ambito sanitario e specificamente anche nel nostro ospedale, con dei percorsi cosiddetti Covid free, specialmente per i pazienti oncologici, li abbiamo potuti preservare, gli abbiamo potuto dare quella fiducia necessaria per combattere questa malattia molto importante, spesso devastante, nel migliore dei modi e con la sicurezza di minimizzare, non impedire al 100% il rischio di contrarre anche il Covid, che come sapete può essere causa di interruzioni di trattamenti vitali o di ritardo dell'inizio degli stessi. Professore, ci sarà l'appuntamento a Copenaghen settimana prossima, dove presenterete i vostri risultati legati all'utilizzo di Ethos. Sì, stavo preparando proprio le diapositive, nel senso che con veramente estremo piacere presentiamo una nostra esperienza, oltretutto che è già stata pubblicata su Frontiers in Oncology, che è una rivista molto prestigiosa del nostro ambito oncologico, dove abbiamo valutato i risultati dell'esperienza con Unity, l'apparecchiatura che le dicevo prima con la risonanza magnetica, e dove abbiamo visto che sono nate delle nuove indicazioni. Lei pensi che prima la radioterapia era difficile o quasi impossibile da riproporre agli stessi pazienti sulla stessa sede anatomica. Noi abbiamo una serie di pazienti che hanno ricevuto una doppia radioterapia, per così dire, cioè erano stati trattati la prima volta su quella stessa zona e purtroppo per insuccesso o per diverse dinamiche è ricomparso il tumore nella stessa zona, sono stati ritrattati con successo con Unity, con un tasso di risposta del 90%, quindi significa che 9 casi su 10 hanno ottenuto una remissione di malattia sulla sede irradiata e con degli effetti collaterali minimi o veramente poco riscontrati, ovviamente andando a selezionare benissimo i nostri pazienti. Professore, grazie davvero e allora buon lavoro in vista di questo appuntamento internazionale a Copenaghen. Grazie al professor Filippo Allongi, direttore del Dipartimento di Radioterapia Oncologica Avanzata dell'Istituto dell'IRIX di Negrar. Grazie davvero professore, buon lavoro, a presto. Presto. Grazie. E questa insomma è un'importante novità sul trattamento dei tumori, lo avete sentito, e vi ricordo poi tra poco andremo a Venezia con la nostra Ilaria Marchioli per capire che novità sono emerse dal punto del direttore della sanità del Veneto, Flor, per quanto riguarda la situazione degli organici dei medici all'interno dei nostri ospedali. Intanto la politica, perché ieri in Veneto è stata la giornata del presidente dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini nel Trevigiano a Cappella Maggiore, che ha presentato il suo libro Il paese che vogliamo, idee e proposte per l'Italia del futuro, e ha parlato anche naturalmente di autonomia e ha detto: con Luca Zaia siamo allineati. Sentiamo le parole del presidente dell'Emilia Romagna Bonaccini. Proprio questa mattina abbiamo fatto un consiglio regionale dedicato all'autonomia e l'abbiamo fatto perché dopo quasi 5 anni in cui stiamo discutendo, ma non è stato concesso un briciolo di autonomia da nessuno dei 4 governi con cui abbiamo discusso, compresi quelli di cui la Lega fa parte, questo ma anche quello giallo-verde, con Salvini addirittura vice premier, è evidente che bisogna cambiare un po' di cose. Io apprezzo che ciò che proponevamo noi
non parlare di residui fiscali, e infatti oggi non ne parla più nessuno, evitare di dare l'idea ad alcune regioni, soprattutto nel sud, che vogliamo noi regioni del nord più soldi per noi, mentre ad esempio l'Emilia Romagna ha sempre detto non un euro in più di quello che già ci arriva, anzi ci dessero anche un euro in meno, per noi la differenza la farà se una parte delle risorse le possiamo gestire noi. Adesso la ministra Gelmini ha proposto invece che le singole intese una legge quadro in Parlamento per coinvolgere il Parlamento, per evitare che si areni ancora una volta questo processo. Insieme a Luca Zaia, ad esempio, a Venezia, poche settimane fa abbiamo detto insieme che siamo d'accordo. Ho visto che anche la Lombardia, che all'inizio tentennava, si è detta disponibile a ragionare anche di una legge quadro. Io spero che possa andare avanti quel processo, perché non vogliamo togliere nulla a nessuno, ma anzi responsabilizzare di più chi governa le regioni rispetto ai propri cittadini e essere messi nelle condizioni di dimostrare quanto valiamo o se non valiamo. Le parole dunque di Bonaccini ieri nel Trevigiano. E adesso parliamo di formazione scolastica, perché nella cittadella degli studi a Vicenza sarà realizzata una nuova palazzina con i fondi del PNRR. Servirà agli studenti dell'Istituto Montagna per gli spazi dedicati ai laboratori. Il presidente della provincia, Rucco, dice il primo edificio scolastico che viene costruito da zero dopo tanti anni. Sarà una nuova palazzina adibita a laboratori. Sorgerà vicino alla sede attuale dell'Istituto Superiore Montagna. Si tratta della prima costruzione scolastica che nasce da zero dopo tanti anni. Dopo tanti anni la provincia di Vicenza, in città di Vicenza, realizza una scuola. Erano moltissimi anni che non veniva fatto, l'ultimo è stato il liceo Quadri in zona San Bortolo. Ora si sta lavorando su questo nuovo plesso scolastico che richiede spazi, in particolare aule e laboratori. 1500 metri quadrati su 3 piani, 2 dei quali occupati da 8 laboratori. Il piano terra concepito come agorà ad uso flessibile da adibire a spazio espositivo, spazio per sfilate o spettacoli, spazio per assemblee, pareti trasparenti per dare continuità tra interno ed esterno, attenzione alle soluzioni green per l'efficientamento energetico. Il tutto vedrà la luce in tempi obbligati. Noi siamo legati a 2,5 milioni di investimento che derivano dal PNRR, il quale obbliga tempi stretti, veloci, e quindi dobbiamo lavorare in quell'ottica. Stanno lavorando molto bene sia i progettisti che i nostri uffici tecnici della provincia, e devo dire che le tempistiche sono quelle del appunto primavera 2023 circa l'inizio dei lavori, e dopodiché tra i 18 e i 24 mesi per la realizzazione del plesso. Una risposta all'esigenza di nuovi spazi dettata anche dall'incremento costante degli iscritti. Diciamo che negli ultimi 7-8 anni siamo passati da appunto 700 agli attuali 1000 studenti, quindi c'è stato un aumento un po' costante delle iscrizioni. Chiedo alla regia se abbiamo in collegamento Christian Arboit da Treviso. Non l'abbiamo ancora, tra poco andremo con lui per due fatti diversi ma in qualche modo collegati. Da un lato l'anniversario della morte di Mattia Battistetti, il giovane deceduto proprio un anno fa mentre stava lavorando in un cantiere a Montebelluna, ma poi il tema della sicurezza rientrerà nella festa del 1° maggio con i sindacati CGIL, CISL e UIL che a Treviso hanno presentato il programma della manifestazione di domenica, che parla naturalmente di precariato, di sicurezza sul lavoro, ma anche della guerra in Ucraina. Andiamo avanti con le notizie, con il riconoscimento della città di Padova, che è tra le 100 città europee scelte dalla Commissione europea per arrivare all'impatto climatico zero entro il 2030. Padova città green. La Commissione europea ha ufficializzato l'elenco delle 100 città scelte sulla base del lavoro e i programmi in campo e presentati per essere il volano in Europa per la neutralità climatica, anticipando il termine al 2030 anziché al 2050 come nel resto d'Europa. Padova è stata premiata insieme ad altre 99 città europee ed in particolare ad altre 8 città italiane: Bergamo, Bologna, Firenze, Milano, Parma, Prato, Roma e Torino. È l'unica città veneta. Le città selezionate saranno in prima linea nella transizione alla neutralità climatica secondo gli obiettivi del Green Deal europeo. Per la comunità questi interventi si tradurranno in molteplici vantaggi in termini di riduzione dell'inquinamento atmosferico e acustico, meno traffico e stili di vita più sani.
Padova nello specifico guiderà la sfida urbana alla decarbonizzazione e alla riqualificazione ecologica, diventando Mission City, ovvero luogo di sperimentazione e innovazione in ambito climatico a livello europeo. Le Mission Cities riceveranno 360 milioni di euro di finanziamento Horizon Europe per il periodo 2022-2023 per avviare i percorsi di innovazione verso la neutralità climatica. Le azioni da mettere in campo attraverso il finanziamento riguarderanno la mobilità sostenibile, l'efficienza energetica e la pianificazione urbana verde. E adesso una bella storia di fair play che arriva dalla Marca trevigiana. Domenica c'è stato un incontro dei ragazzi dell'Under 15, viene fischiato un rigore per la squadra ospite, rigore che viene considerato però dalla stessa squadra che dovrebbe calciarlo ingiusto, e a quel punto una decisione che sorprende un po' tutti. Poteva essere decisivo, visto che dopo siamo andati addirittura in svantaggio e siamo riusciti a vincere la partita nel finale. Però hanno messo davanti prima certi valori che il risultato. Davide Pinton, responsabile del settore giovanile del Treville Sant'Andrea e allenatore dell'Under 15, è orgoglioso dei suoi ragazzi, protagonisti domenica di un grande gesto di fair play sul campo del San Gaetano. L'arbitro, intorno al 12° minuto del secondo tempo, fischia un rigore per la squadra ospite del Treville. Da parte dei giocatori e dei tifosi di casa qualche timida rimostranza, ma è la squadra che dovrebbe calciare il penalty a chiedere al direttore di gara di rivedere la propria decisione. Il nostro capitano è andato a dire all'arbitro che guarda che è scivolato nel pallone, ha messo il piede sopra e quindi però l'arbitro ormai aveva dato il calcio di rigore. Anche sulla panchina del Treville ci si confronta. E abbiamo chiamato il capitano, noi gli abbiamo espresso il nostro pensiero e dopo la decisione finale l'hanno presa comunque i ragazzi. E sono proprio i giocatori a decidere il da farsi. Di tirarlo fuori, sbagliarlo praticamente, rimanendo il risultato di 1-1. Un gesto che non ha sorpreso i dirigenti del Treville e che ha raccolto l'applauso dei tifosi del San Gaetano. C'è stato un applauso fantastico e siamo tutti meravigliati e abbiamo avuto anche i complimenti da parte degli avversari. Alla fine la squadra ospita a portare a casa la vittoria, recuperando il momentaneo svantaggio e chiudendo l'incontro 2-3. Ma in realtà quello che resterà impresso non sarà il risultato, quanto la decisione dei giovanissimi giocatori di sbagliare quel rigore ritenuto ingiusto, perché, spiegano i dirigenti, il calcio non è solo sport ma anche scuola di vita. Noi li educhiamo nel comportamento oltre nel gioco del calcio. Cerchiamo sempre di insegnare le buone regole, rispetto per gli avversari, per tutti, e diciamo che questa cosa non è né un punto di partenza né un punto di arrivo, ma deve essere uno stimolo per continuare a fare queste cose. Al 90° gli applausi di tutti sono per i giocatori del Treville, non solo per quella vittoria conquistata, ma soprattutto per la lezione data. Un bel messaggio che arriva da questi ragazzi giovanissimi, ma che possono insegnare molto anche ai loro colleghi calciatori adulti. Vi avevo annunciato, dovremo avere in collegamento, lo vedo, il nostro Christian Arboit, perché questa mattina è stato a Montebelluna, ha avuto un incontro, ce l'ha preannunciato, molto commovente con la famiglia di Mattia Battistetti, il giovane operaio rimasto ucciso proprio un anno fa in un incidente sul lavoro all'interno di un cantiere di Montebelluna. L'incontro con la mamma, con il papà, con la sorella, che per la prima volta ha parlato questa sera, poi ce lo dirà Cristian. A Montebelluna ci sarà proprio una serata in ricordo di Mattia, mentre credo che Cristian si trovi, perché vedo dietro le bandiere dei sindacati, per la presentazione di quelli che saranno gli appuntamenti per il 1° maggio, dei sindacati che tornano in piazza. Tutto questo raccontaci tu, Cristian, buongiorno. Sì, buongiorno Francesca, buongiorno a te e ai telespettatori. Come dicevi, è trascorso esattamente un anno da quel giorno maledetto a Montebelluna, la tragedia che ha segnato un'intera famiglia e un'intera comunità, la morte di Mattia Battistetti, quel giovane ragazzo poco più che ventenne, precipitato da un'impalcatura mentre stava lavorando in un cantiere in via Magellano. Questa mattina sono stato sul posto, c'erano i familiari, c'era la mamma con la figlia e il papà di Mattia, proprio per ricordare questo figlio che non
non c'è più. E in quel posto, in via Magellano, come vedrete questa sera, sembra non essere successo nulla, perché i lavori sono andati avanti, le case sono finite, eppure è successo di tutto, e questa sera ve lo racconteremo. Questa mattina, prima mattina, i nonni di Battia hanno deposto un fiore poco distante, appunto sul luogo della tragedia c'è un tombino. La famiglia aveva chiesto un piccolo spazio verde, ma questo non è stato concesso loro. Ovviamente c'è un'inchiesta in corso, un'inchiesta che per il momento è ancora ferma, perlomeno sembra ferma, non ci sono novità ufficiali. La famiglia chiede giustizia, sicurezza sui luoghi del lavoro, che è ovviamente uno dei temi principali del primo maggio, che a Treviso torna in piazza, torna in presenza domenica mattina a partire dalle 10 in piazza Borsa. C'è la triplice CGIL, CISL e UIL, manifestazione unitaria che si concluderà anche con un concerto come da tradizione, il concerto dei Radio Fiera. Qui con me adesso, proprio per una breve battuta, ci sono tutti e tre i segretari generali. Comincerei dal segretario generale della CISL Belluno Treviso, Massimiliano Paglini. Buongiorno Paglini. Buongiorno a voi e telespettatori, grazie dell'invito. Sì, torniamo in piazza finalmente dentro una emergenza altrettanto importante, che è quella della guerra, la necessità della pace. C'è bisogno di lavoro dignitoso, di lavoro che sia in sicurezza. È passato un anno e la sicurezza continua a non esserci nei luoghi di lavoro. C'è bisogno di pace, perché solo con la pace possiamo creare la strada dello sviluppo, della dignità delle persone e dei lavoratori. Quindi chiediamo a tutti i lavoratori, cittadini, delegati, pensionati di venire in piazza il 1° maggio a difendere il lavoro, a difendere la pace, a difendere la sicurezza. Grazie Paglini. Gianluca Fraioli, che è il segretario invece della UIL. Ecco, con Fraioli in particolare vorrei toccare un tema, questa sera lo approfondiremo. Ci sono aziende nella Marca trevigiana che stanno attivando la cassa integrazione per il caro bollette, così Fraioli? Sì, è vero, alcune aziende, i nostri delegati ci stanno segnalando che alcune aziende attanagliate da una restrizione per quanto riguarda l'utilizzo delle materie prime, c'è una scarsità, semilavorati. Il problema dell'energia in alcune aziende già sta aumentando la richiesta di cassa integrazione, e anche altre aziende stanno comunque mettendo in piedi un ragionamento analogo. Quindi questo è un tema, e ovviamente poi c'è tutto il tema connesso al caro bolletta per le famiglie e ovviamente i lavoratori sempre più poveri. Certo, perché c'è anche un problema legato all'aumento del tasso di inflazione in Italia, quindi c'è un problema di recupero del potere d'acquisto da parte dei salari. Grazie Fraioli. Procederei e concluderei con Mauro Visentin, segretario generale della CGIL di Treviso. Visentin, che si è concentrato su un aspetto particolare, Francesca, quello della precarietà del lavoro, perché è vero, il lavoro c'è, gli indicatori ce lo dicono, le statistiche, le associazioni di categoria lo confermano, ma è un lavoro sempre più precario. Quali dati, Visentin? Buongiorno. Sì, buongiorno a tutti quanti. Oggi abbiamo presentato appunto i dati legati alle assunzioni del 2021, e di fronte a 124.000 assunzioni i lavoratori con contratto a tempo determinato sono circa il 22%. Questo è un dato che ce la dice lunga sul lavoro che viene offerto e sul lavoro che invece viene cercato. Noi pensiamo che una delle modalità per uscire anche dalla situazione di crisi, per fidelizzare i lavoratori, per far sì che le aziende possano fare anche un salto di qualità, sia appunto quello di provare a dare certezze, a dare futuro, a riconoscere prospettiva ai lavoratori. Questo lo si fa attraverso anche la stabilizzazione del posto di lavoro. Ecco, quindi riconfermiamo quello che stiamo dicendo, Francesca. I lavoratori non sono solo sempre più poveri, ma anche precari. Poi è vero, c'è una richiesta di lavoro, tanto che lo stiamo raccontando, ci sono anche molti lavoratori che decidono per motivi anche esistenziali di fare un passo indietro, di licenziarsi
e questo ce lo dicono sempre i dati visentini. Oddio, in ogni caso il tema generale è quello di conciliare la qualità del lavoro con i tempi della vita, e molto spesso, come dire, proprio per come sta cambiando la società, questo è un tema che deve essere affrontato anche molte volte mettendo in discussione la propria assunzione in realtà magari già stabili e provando a rivolgersi ad altre modalità del lavoro. Grazie davvero Visentin, grazie a Visentin, grazie a Massimiliano Paglini, segretario della CISL, e Gianluca Fraioli invece della UIL. Lo ripeto, manifestazione unitaria domenica mattina a Treviso, in Piazza Borsa, a partire dalle 10. Ci saranno gli interventi di Paglini, Visentin e Fraioli, poi me lo confermate, ci saranno gli interventi di diverse delegate sindacali, tutte donne, perché poi c'è anche una questione femminile che è stata in qualche modo posta dalla pandemia. Le donne lavoratrici, che sono state probabilmente le più colpite, strette fra DAD e assistenza ai familiari. Quindi tanti i temi, da una pandemia che non è ancora finita a una situazione geopolitica tutta da decifrare. Per il momento, Francesca, dalla sede della CISL di Treviso è tutto, ti restituisco la. Grazie a Christian Arboit e grazie naturalmente ai suoi 3 ospiti che hanno delineato in modo molto preciso quelli che saranno i temi al centro della manifestazione del 1° maggio, e avete sentito uno dei temi sarà anche la pace legata alla guerra in Ucraina, e allora su questo ci concentriamo in questa parte di diretta. Lo saluto, lo ringrazio per essere con noi il professor Francesco Leoncini, storico, già docente di storia dell'Europa orientale a Ca' Foscari, ma anche uno dei maggiori esperti di Mitteleuropa. Buongiorno professore, grazie per essere con noi. Buongiorno a voi. Allora, siamo arrivati al 65° giorno di guerra, le armi non accennano a tacere, la diplomazia arranca, e allora cerchiamo di dare una lettura per il quanto possibile storica su quelle che potrebbero essere le origini di questa guerra, premettendo sempre che c'è un paese invasore che ha attaccato un paese sovrano, l'Ucraina. Alcuni analisti collegano questo alla data del 2014, quando ci fu l'annessione della Crimea. È davvero quella una data importante per analizzare quanto sta accadendo oggi, o bisogna andare più indietro nel tempo, professore? No, secondo me bisogna andare molto più indietro nel tempo. In tutte le guerre bisogna stabilire quali sono le cause e le responsabilità. E su queste cause e responsabilità ci sono fiumi di inchiostro, ovviamente, no? Nella prima guerra mondiale c'è tutto un dibattito, una discussione ancora in corso se sia stata la Serbia a aiutare i terroristi che hanno poi sparato a Francesco Ferdinando, o se sia stata la pressione e l'imperialismo dell'Austria e della Germania che voleva aprirsi una strada verso i Balcani, no? Quindi questa è la causa. È lo stesso nella seconda guerra mondiale. Ecco, è effettivamente l'attacco di Hitler alla Polonia, oppure è stata la accondiscendenza, il cedimento delle democrazie occidentali nei confronti del dittatore tedesco. Quindi le cause sono molteplici e anche sono sempre in discussione dal punto di vista storiografico. In questo caso noi siamo di fronte obiettivamente a una terza guerra mondiale, insomma, ecco, su questo bisogna essere molto, molto chiari. E allora dobbiamo andare a vedere le cause profonde di questa situazione. Non si può così stabilire in maniera netta l'aggredito e l'aggressore, perché il problema si apre dal 91, diciamo, ecco, dalla fine dell'Unione Sovietica, e quando si doveva stabilire un nuovo accordo in Europa, un nuovo sistema di sicurezza in Europa. Era questo il problema che si apriva, era questa la prospettiva che si doveva aprire. E invece poi a partire dal 93-94 si è scelta la strada di allargare la NATO verso Oriente.
Ora, questo è un problema che già esperti come Giorgio Kennan, altri esperti statunitensi, avevano stabilito, avevano detto che era difficile, che questo avrebbe creato sicuramente degli attriti con la Russia, anche perché la Russia attuale rispetto all'Unione Sovietica è un paese che ha perso 5 milioni di chilometri quadrati, insomma, no? Quindi ha avuto una riduzione, e questo ovviamente crea in tutti i casi, quando una grande potenza viene così duramente ridimensionata, è chiaro che crea anche una reazione, no? Abbiamo visto la Germania dopo la Prima Guerra Mondiale, no? E quindi il tentativo di revanche, ovviamente. E anche qui ovviamente c'è un tentativo di revanche che si scontra con invece un ampliamento delle alleanze che fanno capo agli Stati Uniti. E allora è chiaro che in qualche modo ci si trova una linea di conflitto. Non è che si possa andare oltre un certo limite, perché obiettivamente lei pensi, se qualcuno, un governo ostile si instaurasse nel Messico, lei chiaramente capirebbe che gli Stati Uniti non potrebbero essere molto d'accordo con questo, e creerebbero tutta una serie di reazioni, ovviamente, no? E veda che l'Ucraina sta alla Russia come il Messico sta agli Stati Uniti, insomma, no? Abbiamo visto la crisi del 62 che ci ha portati anche lì vicino a una guerra mondiale, per fortuna che è stata evitata. Qui invece siamo andati avanti, qui siamo nel pieno di una nuova guerra mondiale. Quando si dice che ci sono 33 miliardi stabiliti per dare le armi all'Ucraina, è chiaro che quando partecipano, c'è stato una riunione di guerra, diciamo, a Ramstein, no, allora è chiaro che la pace sarà sempre più distante, insomma, no? Ecco, mi sembra che questo sia indubbio. Allora bisogna venire a un compromesso in tutti i casi. Il nostro capo di Stato giustamente ha detto bisogna andare ad una Helsinki 2. A Helsinki cosa è stato fatto nel 1975? Si è cercato di trovare un accordo di coesistenza fra quello che era il blocco sovietico e quello che era il blocco occidentale, e si è trovato questo accordo, no? Che è durato fino praticamente all'89-90. Ora, in questa nuova situazione geopolitica bisogna ritrovare il fatto che ci sia un aggressore e un aggredito. Vabbè, questo l'abbiamo capito. Se partiamo da qui, chiudiamo il discorso e non andiamo più avanti, ovviamente. Professore, lei ha parlato, siamo nel mezzo di una terza guerra mondiale, qualcuno parla di un ritorno alla guerra fredda, probabilmente ancora più forte. Il suo concetto di terza guerra mondiale è fatto nel territorio ucraino, con un Occidente contro la Russia, o ci sono altri paesi che in qualche modo stanno partecipando a questa guerra, che viene definita una guerra per procura da qualcuno, proprio per l'invio delle armi? Certo, sono 35 paesi che danno le armi all'Ucraina. Questo a chi giova poi? Perché bisogna dire in latino cui prodest. A chi giova? Giova agli ucraini che vengono massacrati, giova all'Occidente che perde qualsiasi rapporto con la Russia, giova alla Russia nemmeno, perché si trova in una situazione di estrema difficoltà, si trova schiacciata sulla Cina, che la Russia poi non ha nessuna voglia storicamente di essere schiacciata sulla Cina, perché ha avuto 2 secoli e mezzo di dominazione mongola nel Medioevo, ovviamente, no? E quindi questo abbraccio con la Cina non va assolutamente bene, diciamo, nell'ambito della cultura e della politica russa. Però appunto si trova in questa situazione, quindi tutto questo contrasto non giova a nessuno, e allora bisogna trovare una soluzione. Giustamente il Papa e tutti quelli che hanno il Gutierrez, tutti quelli che hanno responsabilità mondiale lavorano per questo, perché è inutile fermarsi sul fatto chi ha invaso e chi non ha invaso. Nel 68 l'Unione Sovietica ha invaso la Cecoslovacchia con 600.000 uomini,
quindi una forza militare doppia di quella, anche tripla forse di quella che è impegnata in Ucraina, e nessuno si è mosso, e Dubček non è andato in giro come fa Zelensky a suscitare reazioni belliche contro l'Unione Sovietica, si è accettata la situazione, si è cercato di trovare un compromesso, quindi non si è iniziato, perché anche lì era uno Stato indipendente, abbiate pazienza, la Cecoslovacchia era uno Stato, faceva parte certo del patto di Varsavia, però era uno Stato completamente indipendente ed è stato invaso in una situazione del tutto pacifica, perché non c'era nessun aspetto, non c'era nessuna provocazione, e Dubček era addirittura un leader comunista, tanto comunista quanto Brezhnev e tutti gli altri. Allora bisogna un momento contestualizzare queste realtà, no? Altrimenti si va un muro contro il muro e non se ne esce, non se ne uscirà, aumentando il livello ovviamente del conflitto dove si arriva. E quindi, bisogna capire quello che è il punto di caduta, professore, cioè fino a là qual è l'obiettivo che si vuole raggiungere. Probabilmente è un obiettivo diverso tra le parti in causa, anche all'interno dello stesso Occidente probabilmente. Certo, appunto, perché se l'obiettivo è quello di battere la Russia, perché questo è stato detto, cioè di diminuire, di ridurre la potenza russa, e allora si tratta di una guerra nei confronti della Russia. Allora la si dichiari in maniera evidente, come ha fatto Mussolini a suo tempo, si fa la guerra contro la Russia, perché se è questo il problema, se è quello invece di difendere la pace e nello stesso tempo difendere anche l'Ucraina, perché l'Ucraina sta per essere massacrata, ma chi ricostruirà tutto quello che è stato distrutto in Ucraina? Ma capire che è una situazione veramente tragica. Allora bisogna trovare un punto d'accordo. Poi tra l'altro che certe regioni possano essere cedute, questo fa parte del gioco diplomatico in qualsiasi situazione internazionale. Ma si immagini che, questo viene poco ricordato, che nel nostro risorgimento il buon Camillo Benso di Cavour ha ceduto, per poter avere l'appoggio di Napoleone III, ha ceduto la Savoia e Nizza. Ora non è che fossero proprio cose da poco, perché la Savoia era proprio la regione da cui prendeva origine la Casa Reale italiana, insomma, no? Abbiamo ceduto Chambéry, era la capitale dei Savoia, poi è stata portata a Torino. E Nizza, infatti Garibaldi era arrabbiatissimo con Cavour, Nizza era la città natale di Garibaldi, è stata ceduta perché nell'ambito della diplomazia bisogna andare a dei compromessi, uno cede una cosa, uno ha un'altra. Ecco, bisognerebbe ricondursi a questa proprio al classico sistema della diplomazia europea, che è sempre stato, insomma, ma anche mondiale. La via di una coesistenza, la via di un compromesso, perché altrimenti non se ne andrà fuori, insomma, ecco. Professore, in questa guerra rientra anche una parte di Europa che era stata coinvolta da un'altra guerra, pensiamo a tutta l'area dell'ex Jugoslavia, con delle tensioni all'interno della Serbia che si divide e risuscitano quei contrasti con il Kosovo. Passano un attimo sottovoce di fronte a quello che sta accadendo in Ucraina, questa devastazione, a tutte le morti, però probabilmente non vanno tenute sotto controllo anche queste tensioni. Certo, c'è tutto questo controllo, perché possono riemergere queste tensioni. Tra l'altro, appunto, sono stati 10 anni in cui si è dissolta in maniera tragica la Jugoslavia. Pensiamo che la Jugoslavia nel suo complesso era già associata alla comunità europea, era già paese associato alla comunità europea. Dunque, dopo il 90, anche là giocano le forze esterne, perché in questi contrasti, in questi conflitti, bisogna vedere anche il ruolo delle grandi potenze. Io credo che nella dissoluzione della Jugoslavia abbia giocato un ruolo molto importante la Germania, per dire che la Germania voleva in qualche modo riorganizzare la sua Mitteleuropa e inserire la Croazia e la Slovenia all'interno del suo sistema, no? Il suo sistema economico, eccetera. Questo è evidentissimo, anche è stato fatto con la Cecoslovacchia, con la Polonia. La Germania ha ricostruito la Mitteleuropa, no? La Mitteleuropa, che è sempre stata uno dei suoi obiettivi. Ed è chiaro quindi che poi si dice il conflitto serbo-croati, eccetera. Anche là è molto discutibile, insomma,
le grandi potenze giocano sempre un ruolo in questi conflitti etnici, ovviamente, e anche qui, e anche nel caso ucraino, io non vorrei dire, ma sicuramente, ecco, più che il discorso ucraini-russi, lì c'è un confronto fra gli Stati Uniti e la Russia, insomma, ecco, per quello ho detto la questione della terza guerra mondiale, perché è evidente che l'Ucraina è giocata in questo contesto, insomma, come erano giocate la Serbia, la Croazia e la Slovenia all'interno di un contesto di ridefinizione dei confini europei e delle aree di influenza, perché non dimentichiamo, la diplomazia è fatta di questo, la politica internazionale è fatta di aree di influenza, quindi dobbiamo pensare in questi termini. Se andiamo a degli scontri, è chiaramente che la Jugoslavia ha avuto una tragedia immane, perché più di 300.000 persone sono morte, insomma è una cosa veramente, e lì ci sono delle responsabilità, appunto, come dico, e in parte voglio dire anche da parte della Chiesa Cattolica, perché da parte di Wojtyła, insomma, ecco, perché ha accelerato questo aspetto di voler creare l'Europa cattolica con la Croazia, la Slovenia, la Slovacchia, la Polonia, eccetera. C'era anche un disegno politico da parte del Vaticano, intendiamoci, insomma. Quindi non bisogna dimenticare tutte queste cose. Io sono il massimo rispetto e sono un militante nel mondo cattolico, però ecco, bisogna ricordare questi aspetti che al di là degli conflitti locali giocano interessi, prospettive e orientamenti che vanno al di là dell'ambito locale. Professore, lei ha parlato di grandi potenze. Qualcuno dice per raggiungere davvero la pace in Ucraina è necessario un confronto tra Stati Uniti da una parte e Cina dall'altra, più che di Russia. E certo, anche questo, perché la Cina è un attore fondamentale adesso, perché l'idea degli Stati Uniti era che dopo l'89 di un mondo unipolare, cioè di essere loro effettivamente gli unici, e invece esattamente è successo il contrario. È successo che invece si sono manifestati tutta una serie di altri poli, di altre potenze, di altri paesi, stati che hanno raggiunto un livello estremamente rilevante sul piano mondiale. La Cina è sicuramente una di queste, ma anche l'India. Ecco. E invece c'era il tentativo di marginalizzare la Russia, cioè la Russia in qualche modo ridurla a un paese del terzo mondo, perché dice ha le materie prime, però non ha una struttura manifatturiera, industriale molto debole, no? E quindi quasi ridurla, ma questo è impossibile ovviamente, perché intanto è una potenza bicontinentale e tra l'altro sarebbe molto utile, per quello la Germania poi è sempre più restia a stabilire delle sanzioni, perché le economie dell'Europa occidentale e dell'area euroasiatica, cioè della Russia, sono complementari. È questo che viene dimenticato. Noi perdiamo un sacco di soldi in questa guerra, un sacco di possibilità per i nostri prodotti agroalimentari, per esempio italiani, ma se era aperta in Russia una prateria, e la Germania appunto ha bisogno delle risorse energetiche per la sua industria, come anche l'Italia ovviamente, per quello sono i due paesi che poi sono più legati e sono più restii ad affermare un confronto così aggressivo, no? In qualche modo verso la Russia, perché effettivamente noi abbiamo bisogno delle risorse energetiche della Russia e della Siberia. È una cornucopia che ha di risorse, e nello stesso tempo i nostri prodotti hanno la possibilità di... Pensi che sono fermi 10.000 paia di scarpe delle marche che dovrebbero essere esportate in Russia. La moda, gli alimenti alimentari, l'agroalimentare è importantissimo, e anzi c'è proprio anche un grande senso di simpatia poi nei confronti dell'Italia. Questo vorrei sottolinearlo. Guai se noi perdiamo questo rapporto di amicizia che è sempre stato dei russi nei confronti dell'Italia. Ma si immagini che all'inizio del Novecento a Capri c'era una colonia russa di intellettuali esuli che appunto erano perseguitati nella Russia degli zar, e avevano creato un loro gruppo, un loro focolare a Capri, e c'era Maxim Gorky, c'era
c'erano intellettuali di altissimo rilievo, anche Lenin è stato lì ospite e anche Trotsky, eccetera, per dire. Quindi, addirittura nel 1908 col terremoto di Messina, mentre adesso noi abbiamo fatto anche tutto quello scandalo qui, i russi che sono venuti e abbiamo messo idea che fossero lì anche delle spie, eccetera. C'è invece una spinta effettivamente a favore dell'Italia, perché l'Italia è la terra del sole, la terra, e c'è un rapporto di stima e di simpatia. E appunto, dicevo, nel 1908, terremoto di Messina, la prima nave che è giunta a soccorso dei terremotati a Reggio e a Messina era una nave russa. E nel 1909 noi abbiamo fatto i famosi accordi di Racconigi per stabilire un rapporto diretto di alleanza con la Russia, ed eravamo all'interno della triplice alleanza con la Germania e con l'Austria, però abbiamo cercato anche questo rapporto con la Russia. Il rapporto dell'Italia con la Russia è fondamentale, ma si immagini anche durante il fascismo le materie prime venivano dalla Russia, anche quando c'era Stalin lì e Mussolini qui, di fatto i rapporti commerciali erano molto intensi. Ecco, questo bisognerebbe anche ricordarlo. Professore, io ho ancora pochissimi minuti e quindi le chiedo per quanto possibile un'ultima risposta concisa per chiudere il nostro ragionamento, perché poi ho la pubblicità tassativa. Le chiedo che cosa vede per quale potrebbe essere l'epilogo di questa guerra. Qualcuno dice sempre più insistentemente le voci che potrebbe essere un conflitto che andrà avanti per mesi se non per anni, e qualcuno addirittura ridisegna in Ucraina un Afghanistan europeo. Assolutamente, il conflitto deve essere chiuso quanto prima bisogna trovare una forma di compromesso. È inutile che Zelensky si proponga come il nuovo Winston Churchill, insomma, qui deve capire che lui è all'interno di un gioco politico internazionale, insomma, ecco, non ci può fare fronte contro fronte, e qui lui stesso deve capire che non giova al suo paese, non giova al suo popolo. Infatti anche da interviste che si sono avute in questi ultimi giorni, la richiesta degli ucraini cos'è? La pace. Intanto fermiamo le armi e sediamoci a un tavolo. È il famoso discorso tentiamo di creare un sistema di sicurezza in Europa, insomma, è un discorso che ha fatto recentemente, che ha fatto ieri il presidente Mattarella, insomma, no? Cioè, questo richiamo a Helsinki è importantissimo, perché lì bisogna arrivare. E poi trovare un compromesso, perché è chiaro che non si può respingere totalmente la Russia, dove capisce che è una grande potenza, non si può fare quello che si è fatto con la Libia o che si è fatto con l'Iraq, eccetera, tra l'altro con conseguenze tragiche e di nessun rilievo, di nessun vantaggio per l'Occidente, eccetera. Ma la Russia non è l'Iraq e non è neanche la Libia, quindi bisogna avere questa capacità di comprendere la situazione e il contesto internazionale. Grazie davvero professor Leoncini, grazie per la sua analisi storica, e magari torneremo insieme a lei a vedere, insomma, quelle che sono le novità, sperando che la pace arrivi quanto prima, perché la parola d'ordine deve essere assolutamente la pace. Grazie davvero al professor Francesco Leoncini, storico. Grazie a voi. Grazie davvero. Naturalmente pace per l'Ucraina, paese che, insomma, non dimentichiamolo, ha subito è vittima di questa invasione, di questa terribile guerra, e questo è il focus che non va mai perso di vista, e speriamo davvero che le armi possano tacere il prima possibile. Vi avevo già annunciato questa nuova finestra sulla sanità, perché si è conclusa da poco a Venezia la conferenza stampa del direttore generale della sanità veneta Luciano Flor, che ha parlato, numeri alla mano, di quella che è la situazione dell'organico, degli organici, dei medici all'interno dei nostri ospedali dopo i vari allarmi lanciati da più parti in questi ultimi giorni. A te la linea, Ilaria Marchiori, grazie, scusa per l'attesa. Buongiorno Francesca, buongiorno ai nostri telespettatori, scusate anche voi, ma la conferenza si è protratta a lungo, infatti come hai già anticipato è proprio terminata da pochissimi minuti. Allora, il direttore generale della sanità veneta Luciano Flor ha voluto indire questa conferenza per chiarire alcuni punti. Ha detto di aver provato non poco fastidio per i numeri che sono usciti sulla stampa proprio in questi giorni per quanto riguarda la
carenza di personale medico negli ospedali, la carenza e la mancanza di organico, e dunque ha deciso proprio di convocare i giornalisti per dare i suoi numeri. Ha detto: quelli che sono stati pubblicati sono numeri distorti, e dunque proprio per questo abbiamo voluto convocare i giornalisti, perché noi siamo trasparenti e vogliamo dare numeri trasparenti. Addirittura dice riceviamo complimenti per come miglior performance nazionale dal Ministro delle Finanze per quanto riguarda la gestione della sanità, e abbiamo anche la volontà di lavorare con medici e sindacati per risolvere questa situazione, perché naturalmente il direttore Florra e con lui c'era anche Claudio Costa, il coordinatore nazionale del personale nelle aziende sanitarie, che ci ha proprio spiegato una serie di numeri all'interno della nostra sanità, e ci hanno dato anche proprio delle slide di cui adesso parleremo. Non hanno ovviamente negato la mancanza di medici, anzi, e hanno detto di voler lavorare, anzi che di stare lavorando proprio per sopperire a questa mancanza. Non la negano. I medici principali che mancano sono quelli del pronto soccorso, pediatri, psichiatri, radiologi, anestesisti. Queste le categorie principali, e dunque ha annunciato che si sta lavorando a un disegno di legge per poter sopperire a questa mancanza. Si sta parlando di un numero di circa 1150 medici mancanti, e ci hanno dato proprio delle slide con numeri molto interessanti. Io ora cerco di farvele vedere, si dovrebbero vedere anche proprio per i colori, se Sandro Ponchio ci aiuta anche attraverso una zoomata. La prima slide riguarda i dipendenti, i dirigenti medici dipendenti, stiamo parlando di dirigenti ospedalieri in servizio presso appunto gli enti SSR della Regione del Veneto. Vedete alcune colonne colorate. La prima riguarda, la prima è al 31/12/2011, stiamo parlando di poco più di 8.000 dirigenti. La seconda, che è questa colorata più o meno di questo rosa ed è la più bassa, è al 31/12/2019 e ci sono circa 7.933 dirigenti. Perché il 2019? Perché in quel periodo era vigente il limite nazionale che costringeva le regioni a fare economia sulle assunzioni e sui medici appunto in servizio, ed è per questo che è basso. Però mano a mano, secondo questa colonna e secondo questi dati che ci sono stati forniti, i numeri sono risaliti rispetto al 2011. Abbiamo un 31/12/2020 con 8.000 medici, un 31/12/2021 con 8.007, quindi siamo più o meno allo stesso livello, per incrementare al 31 marzo 2022 8.111 medici, dunque anche con un numero superiore rispetto al dato del 2011. Tra l'altro nel 2018 era stata anche denunciata, ci hanno fatto sapere, una mancanza di 1.300 medici. Ora arriva però un altro dato molto interessante, mi perdonerete se leggerò, però abbiamo proprio i numeri alla mano e quindi bisogna essere molto precisi anche per non incappare in errori, perché qui si sta parlando di un argomento molto serio e che sta a cuore a tutti noi, soprattutto perché si parla di sanità, una sanità che in questi 2 anni è stata anche duramente messa a dura prova. Allora, a questi dati praticamente abbiamo i contratti che sono stati stipulati nel corso dell'emergenza Covid, con un totale di 2.262 assunzioni, di cui 1.523 specializzandi e 446 laureati. Di questi specializzandi, 1.523 per ora non ci sono più, perché erano stati assunti in quella che era in base emergenziale, e dunque secondo
criteri emergenziali e che finivano il loro rapporto con il termine proprio dell'emergenza pandemica e che quindi ora non ci sono più. Di queste assunzioni extra che sono state fatte in questo periodo di emergenza Covid, alcuni erano appunto legati alla fase emergenziale, dunque il Covid, e poi ovviamente all'avvio della campagna vaccinale che ha richiesto molto personale proprio per poter garantire e assicurare a tutti di effettuare i vaccini in tempi brevi. Altri invece sono stati pensionati richiamati per un breve periodo e altri invece che sarebbero dovuti andare in pensione ma gli è stato chiesto di fermarsi per alcuni mesi, chi 6, chi 8, insomma poi in base ai contratti proprio per affrontare l'emergenza. Successivamente, e qui c'è un altro numero interessante, i contratti invece dell'emergenza Covid che sono ancora in essere al momento sono 405, dunque la differenza è da 2.262 dell'inizio a quelli invece che sono ancora in essere che sono 405, dunque 1.851 in meno. Questo per le motivazioni di cui abbiamo parlato poco fa, dunque il calo è stato notevole. Ecco perché la Regione, il dirigente Flor ha detto che si stanno attivando, che non stanno sottovalutando il problema, ma che come per tutte le cose, questa poi in particolare bisogna seguire anche degli iter burocratici. E proprio per questo motivo hanno portato a nota nella pagina che parla della retribuzione media dei dirigenti dell'area sanitaria il patto per la salute che è stato stipulato per il 2019-2021, perché facendo sapere che la Regione ha richiesto e continuerà a chiedere di poter destinare alla contrattazione integrativa delle risorse aggiuntive in quello che è il limite del 2% del monte salari regionali, proprio come stabilisce il patto per la salute che è stato stipulato, e nel caso della nostra regione si parla di 40 milioni. Stiamo chiedendo di poterlo fare, ha detto il dirigente Flor, e siamo in attesa che ci diano l'ok, dunque che diano una risposta. Tra l'altro è emerso anche un dato interessante: finora da quando è scoppiata la pandemia per la pandemia per il Covid sono stati spesi circa è stata spesa una cifra tra 1,5 miliardi e 2 miliardi, ovviamente che andrà poi ripulita con donazioni fatte dal commissario eccetera. Comunque questa è la cifra che è emersa per quanto riguarda la gestione a livello economico dell'emergenza Covid. Ecco, allora il succo è che la Regione si sta lavorando a un disegno di legge per cercare di risolvere questa emergenza che la Regione, nella persona in questo caso del direttore generale Luciano Flor, riconosce, ma i dati che sono stati riportati in questi giorni sostiene sono stati distorti. Quello che per noi è fondamentale e importante, che il messaggio che passi, è che noi siamo trasparenti, che i conti sono in mano a tutti e tra cui anche al Ministero, e che saranno presentati anche alla Corte dei Conti proprio per rispondere eventualmente di quanto anche si è letto in questi giorni. La questione è complessa, spero di essermi spiegata bene, di essere stata chiara. Se non ci sono altre domande io restituisco la linea allo studio. È stata chiarissima Ilaria, perché insomma sono tanti i dati che sono stati forniti, è una situazione delicata e complessa, ma l'hai chiarita e sintetizzata in modo perfetto. Poi questa sera nel corso dei nostri telegiornali tutti i dati che sono stati resi noti dal dottor Flor. Grazie a Ilaria Marchiori e grazie a Sandro Ponchio. Noi adesso ci fermiamo. A voi grazie. Grazie Ilaria, buon lavoro. Ci fermiamo, c'è il meteo e poi qualche minuto di pubblicità e poi torniamo in diretta per nuovi aggiornamenti. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Benvenuti al meteo. Alta pressione ben salda sull'Italia, anche sul nostro territorio, dunque garantirà tempo stabile. Vediamo il dettaglio di venerdì 29 aprile.
Sul Veneto inizio subito con il dirvi che non si verificheranno precipitazioni degne di nota, dunque sarà asciutto e anche piuttosto soleggiato, come vediamo. Il cielo si presenterà sereno e sgombro da nubi, salvo per isolati addensamenti. Temperature gradevoli, il clima risulterà molto mite, minime tra 8 e 11 gradi, massime tra i 18 e i 22 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui tanto sole e cielo limpido, al pomeriggio qualche nube sparsa ma del tutto innocua. Temperature minime tra 7 e 11 gradi, massime comprese invece tra i 20 e i 21 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove non cambia la situazione, sempre bel tempo con qualche annuvolamento, ma insomma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime intorno ai 9-10 gradi, massime sui 22-23 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Rieccoci in diretta, ho un aggiornamento di cronaca da darvi, arriva dal Vicentino con studentesse minorenni adescate sui social da un 50enne. Quanto è stato scoperto dalla Procura della Repubblica di Venezia e dalla Polizia Postale delle Comunicazioni di Belluno in un'indagine che è iniziata nel settembre dell'anno scorso dopo la segnalazione arrivata da una scuola di Belluno. La denuncia era arrivata da alcune ragazze di questa scuola che avevano detto di essere state contattate su una piattaforma social molto diffusa tra gli adolescenti da un profilo privato e sconosciuto che dopo aver ottenuto l'amicizia era entrato in confidenza con le ragazze, ragazze minorenni, questo è importante sottolineare, fino a chiedere loro foto e video di sfondo sessuale. Gli investigatori, attraverso le analisi dei file e i risultati di una perquisizione, sono riusciti a risalire allo smartphone e alla relativa SIM utilizzati per l'adescamento, giungendo così a identificare il responsabile. Le indagini però vanno avanti per verificare se siano state avvicinate altre minori sul web che sappiamo sul web corre il pericolo e quindi bisogna fare massima attenzione, soprattutto se si è inesperti e se non si ha la capacità di capire chi può esserci dall'altra parte dello schermo. E adesso torno in qualche modo a Venezia. Abbiamo salutato prima la nostra Ilaria Marchiori, adesso per tutt'altro argomento torno a Venezia dal nostro Lorenzo Maier. Buongiorno Lorenzo. Buongiorno Francesca, a te e ai nostri telespettatori. Allora è già iniziato, insomma il ponte del 1° maggio è iniziato, siamo venerdì, quindi immaginiamo che ci sia già un nuovo assalto dei turisti a Venezia dopo quello che abbiamo visto per Pasqua? Sì, l'assalto c'è, nel senso che non si è mai fermato il flusso che dai giorni di Pasqua e poi della Biennale ha visto ritornare in città carri e campiali di popolarsi non solo di italiani ma di luoghi dove si sono sentite parlare molte lingue straniere, ripetiamo ancora francesi, spagnoli, inglesi, austriaci insomma una ampia rappresentanza un po' di tutta l'Europa è tornata a Venezia, anche perché i musei sono aperti, il sistema dei trasporti è davvero, anche e soprattutto in queste belle giornate di sole come quella odierna per esempio, è messa a dura prova, perché probabilmente già da domani o comunque dai prossimi giorni ci sarà un rinforzo per tutte le linee anche balneari con il Lido di Venezia, ma un po' anche con tutte le isole dell'estuario, della laguna. Abbiamo visto anche nei nostri telegiornali nei giorni scorsi alcuni reportaggi, per esempio sulle isole di Torcello, che è un'altra meta di una Venezia poco conosciuta, ma comunque
che è vista da tantissime persone che si diversano appunto un po' nelle isole, pensiamo a Sant'Erasmo, a Pellestrina e ovviamente poi Piazza San Marco è un po' l'emblema, il fiore dell'occhiello, ma un po' tutta la città sta riprendendo vigore da questa invasione pacifica dei turisti, che comunque mette anche a dura prova quello che è il sistema dei trasporti, ma che dimostra che c'è una voglia di ripartenza, di tornare a vivere la città attraverso per esempio la cultura, che è il simbolo un po' di Venezia conosciuta in tutto il mondo. E poi Francesca, possiamo darvi probabilmente una piccola anteprima di quello che succederà non in questo fine settimana, ma la giornata di sabato 7 maggio, quindi per 8 giorni, perché è previsto l'arrivo in città, possiamo dirlo ai nostri telespettatori, niente proprio di meno che del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Sarà a Venezia in che occasione, Lorenzo? Un'importante visita, anche perché arriva in un momento molto particolare, quindi immaginiamo quanto sia attesa la visita a Venezia, città meravigliosa, ma anche insomma un intervento che immaginiamo possa avere uno spettro molto più alto. Dove sarà? Si sa già un po' quello del programma della visita veneziana del Capo dello Stato? Allora, possiamo dirvi intanto che la presenza del Capo dello Stato è ancora avvolta da uno stretto riseguo, però questa mattina c'è stata proprio una riunione che è terminata pochi minuti fa, in cui è stato messo un po' a punto quello che sarà il servizio d'ordine, perché la presenza di Sergio Mattarella è annunciata in Piazza San Marco in occasione del giuramento dei cadetti della Scuola Navale Militare Francesco Morosini di Sant'Elena. In questa occasione, tra gli ospiti di rilievo, è prevista una visita lampo, ma comunque, come giustamente dicevi, molto attesa del Capo dello Stato, che terrà anche un discorso non solo per questo importantissimo anniversario e momento del giuramento, ma anche un po' per la ripartenza dell'Italia, che vede a Venezia proprio uno dei suoi palcoscenici migliori. Ospite di altissimo rilievo. Lorenzo, ultimissima domanda devo fartela, è per avere qualche anticipazione, se è possibile, in merito a un altro appuntamento che aspetta Venezia dopo l'estate, ovvero la Mostra del Cinema. Cosa ci puoi dire? Allora, della Mostra del Cinema possiamo dirvi, Francesca, che la Biennale ha ufficialmente scelto su indicazione, su proposta del direttore della Mostra del Cinema Alberto Barbera, ha ufficialmente già individuato il primo Leone d'Oro alla carriera e anche la madrina della 79esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, che si svolgerà qui in Laguna al Lido dal 31 agosto al 10 settembre. Ovviamente non si sa ancora a chi spetterà questo doppio onore. Dalle indiscrezioni che abbiamo raccolto possiamo dirvi che sicuramente la madrina sarà ancora una donna, un grandissimo personaggio del mondo dello spettacolo, un volto femminile, questo sembra certo, e c'è molta attesa per il primo dei due Leoni d'Oro della carriera. È altamente probabile, anche se non certo, che uno di questi due nomi verrà già annunciato ufficialmente la prossima settimana. Un annuncio che è un po' slittato nel tempo, anche se sappiamo che queste due carte, questi due giochi, il direttore Barbera li ha già confezionati da alcune settimane, ma c'è stato qualche ritardo burocratico. Poi ovviamente la scorsa settimana c'è stata l'apertura della Biennale d'Arte, quindi giustamente non si è voluto togliere spazio, vetrine e visibilità alla splendida mostra di Cecilia Alemani, ma già un primo nome verrà annunciato la prossima settimana, dopodiché il direttore sarà a Cannes per il Festival di Cannes, che come sappiamo torna quest'anno in grande stile in
presente, poi dal 28 maggio con il suo staff sarà qui al Lido di Venezia per iniziare la lunga fase sul posto dei preparativi che ci porteranno alla mostra. Lorenzo, grazie davvero per il tuo collegamento, ci hai dato questa notizia importante, l'arrivo il 7 maggio, lo ricordiamo, a Venezia, in piazza San Marco, per il giuramento dei cadetti dell'Accademia Morosini del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Grazie davvero Lorenzo, buon lavoro. A voi. E adesso cambiamo completamente argomento, è un tema che abbiamo trattato spesse volte all'interno dei nostri telegiornali con immagini amatoriali che avevano suscitato preoccupazioni e anche ci avevano affascinato perché il lupo è un animale che piace ai piccoli e ai bambini, soprattutto legato magari al mondo delle favole, è un animale che affascina ma che preoccupa per quello che poi lascia nelle sue incursioni. Ora cerchiamo di capire un po' meglio cos'è il lupo e che rischi possono esserci anche per noi. Arriva la bella stagione, iniziano le passeggiate, iniziano le escursioni e quindi ci si potrebbe trovare faccia a faccia con un lupo. Buongiorno al dottor Diego Cattarossi, veterinario. Buongiorno Francesca, buongiorno a tutti. Allora, intanto, dottore, è così probabile un incontro faccia a faccia con un lupo o magari il lupo ha più paura di noi, di quanta possiamo averne noi nei suoi confronti? La possibilità di incontrarlo è molto remota per più motivi. In primis perché parliamo di animali crepuscolari che si muovono nelle primissime ore del mattino, durante la notte e di giorno tendenzialmente rimangono nelle grotte, nelle caverne, negli anfratti. Quindi per l'escursionista classico che non si muova di notte per i boschi è praticamente impossibile l'incontro. Sono animali con i sensi portati veramente alla ennesima potenza in termini di olfatto, di udito, di conoscenza anche del territorio e quindi sentono molto prima di noi la presenza di altri animali, uomo compreso, nel territorio e tendenzialmente si allontanano prima che noi abbiamo modo di vederlo. Sul fatto che abbiano paura, Francesca, dovremmo fare così un pochino una riflessione, in virtù del fatto che ultimamente ci troviamo di fronte ai cosiddetti lupi confidenti. Il lupo sembra aver perso in parte la paura dell'uomo. Questo in qualche modo è legato, dottor, noi abbiamo visto tanti animali selvatici durante la pandemia riavvicinarsi ai centri abitati, cioè questa assenza, queste misure restrittive hanno in qualche modo allentato quelli che erano i timori degli animali e che eravamo abituati a vedere in altre zone, avvicinarsi sempre di più ai nostri centri, alle nostre abitazioni. Questo è legato alla fase che abbiamo vissuto tutti noi, c'è stato un avvicinamento a quella che è la vita dell'uomo da parte di questi animali? Io penso che sia leggermente diverso, ovvero la riflessione che tu fai è correttissima nel caso dei cinghiali, nel caso degli anatidi, nel caso delle volpi. Nel lupo è leggermente diverso perché l'Italia ha sempre avuto il lupo, ma negli ultimi 200 anni era presente solo nel Parco Naturale dell'Abruzzo. Tanta parte dell'Italia è stata praticamente dal 1800 non ha più avuto i lupi. Quindi realmente sono animali che quando parliamo del nord, Veneto, Friuli, Trentino, era da 200 anni che non c'era, è arrivato nel 2012 mi sembra in Lessinia e ce l'abbiamo in Cadore da 6-7 anni. Quindi è un fenomeno nuovo. Sono lupi che non sono mai stati predati dall'uomo, non hanno conosciuto i cacciatori. Le generazioni che ci hanno preceduto hanno sempre sparato il lupo e si era creata una memoria di specie per cui la presenza dell'uomo era il principale rischio di morte. I lupi che sono tornati a trovarci, sono nei nostri boschi, non hanno alcuna conoscenza della caccia sul lupo, non sono mai stati cacciati né loro né i loro avi e è qualcosa, parlando di animali così intelligenti, che si trasmette per generazioni, quindi servono 200 anni perché si perda questa memoria, perché in una qualche misura l'adulto, il capobranco che fugge di fronte all'odore dell'uomo,
passa l'informazione anche in assenza dei fucili. Quindi il lupo si avvicina perché non ha memoria del pericolo che la specie umana può rappresentare. Questo è il mio punto di vista. Di quanti esemplari stiamo parlando nel nord Italia, per quanto è stato possibile censirli naturalmente? Bravissima, c'è un problema di censimento, non abbiamo dati certi, si stimano in tutta Italia circa 2000 lupi, dei quali 1500 sull'Appennino e un altri 500 diciamo sulle Alpi. Se parliamo del nostro Triveneto e Friuli, parliamo di 20-30 branchi, non sono ancora tantissimi, diciamo un 150 soggetti, ma c'è una crescita rapidissima anno su anno, perché non c'è naturalmente nessun competitore e dopo tutti questi anni di assenza c'è una tale abbondanza di cibo, mi riferisco ai cinghiali, ai caprioli, ai daini, ai cervi, per cui la crescita è veramente rapidissima. La natura ha tutto un sistema di regolazione della popolazione, per cui in presenza di un territorio stracolmo di prede, i predatori diventano più fertili. Sono di più le femmine che vanno in calore e hanno un numero di cuccioli che nascono maggiore, con maggior probabilità di sopravvivere. Quindi c'è una relazione diretta tra la disponibilità di cibo e il numero di lupi che vanno a nascere. Visto la difficoltà di censirli, immagino altrettanto difficile capire in quali aree siano maggiormente presenti. Immagino chi volesse farsi una passeggiata e volesse capire qual è la zona più tranquilla per evitare questo incontro sicuramente affascinante, ma insomma forse è meglio evitarlo, ecco. Ho una buona notizia. Se digitiamo io non ho paura del lupo.it, c'è un sito che ho trovato veramente molto interessante dove sono stati censiti i branchi e sono stati, diciamo, indicati in una mappa. Quindi realmente se io voglio fare una passeggiata entrando in questo sito posso avere contezza di dove si trovino i lupi, perché è vero che c'è una difficoltà nell'avere un numero preciso, ma mentre, per dire un altro grosso animale, l'orso si sposta continuamente, quindi quest'anno è qua, il prossimo anno è in Slovenia, perché non è territoriale. Il lupo è territoriale e quindi quando il branco si è stabilito, là resta e avrà delle zone dove andrà a cacciare e delle altre una home range che proteggerà in maniera più importante, dove ci saranno ad esempio le femmine coi piccoli. Quindi una qualche sorta di mappatura è presente secondo, diciamo, due sistemi. C'è una telemetria proattiva, ovvero viene identificato un soggetto, viene addormentato con la teleanestesia, col narcotico, gli viene applicato un collare con un GPS e nel momento in cui tu hai beccato il capobranco tutti gli altri vanno a ruota e quindi sai esattamente dove si sposta il branco. E poi ci sono le fototrappole sempre più utilizzate per fare delle foto di notte nel bosco e con queste istantanee si può stabilire come è fatto il branco, quanti sono i soggetti, quindi sempre più è stato affidato all'ISPRA, che è l'Istituto Superiore di Protezione e Ricerca Ambientale, attraverso la lunga mano della Polizia Provinciale, il monitoraggio delle popolazioni. Quindi cominciamo ad avere un'idea di quanti lupi ci sono e come si spostano. Abbiamo visto mentre lei parlava, mi sono collegata al sito che lei nominava, dove in effetti ci sono delle notizie insomma, interessanti per un'escursione in tranquillità. Ma le chiedo, l'amante della montagna che vuole fare una passeggiata nel bosco in aree dove viene segnalata comunque la presenza del lupo, questo non significa che poi ci si trovi ad incontrarli, però insomma sappiamo che magari in quell'area c'è. Che comportamento deve avere? Cosa deve fare? Premesso che fondamentalmente il lupo non è pericoloso per l'uomo e se noi ci riferiamo ai fatti, l'ultimo episodio di aggressione mortale all'uomo è descritto relativamente a un bambino che gestiva come pastorello un gregge del 1825. 1825, quindi non ci sono casi mortali.
nel momento in cui io voglio comunque avere una tranquillità nel muovermi, la cosa più semplice è girare per il bosco con, ad esempio, una tromba da stadio, con dei petardi. Qualora io vedessi dei lupi avvicinarsi, la cosa che più li può infastidire è un rumore fortissimo e inaspettato. Quasi certamente l'animale si allontanerebbe. Guardate, molti biologi girano semplicemente con un fischietto. Già questo rumore così diverso dai suoni della natura mette in allarme il branco che si allontana, però più forte il rumore più è probabile che questi animali si allontanino. Ad oggi noi vediamo degli avvicinamenti verso l'uomo senza fenomeni di aggressività, non che questo rassereni, non è normale che i lupi si avvicinino. Però ad oggi non c'è stata nessuna aggressione grave o mortale. Quello che sì devo segnalare purtroppo ci sono già molti video che dimostrano l'aggressione andata purtroppo a buon esito con morte del soggetto degli animali da compagnia, dei cagnetti, dei gattini. Quello sì, se il lupo si avvicina e trova il cane è molto facile che lo uccida. E allora come vanno gestiti questi animali per evitare situazioni di pericolo e quindi per cercare di tenerli lontani dalle nostre abitazioni ma anche dai greggi? Perché insomma le immagini che abbiamo mostrato anche ai nostri telegiornali mostravano proprio degli attacchi in situazioni magari appunto di pascoli eccetera, o di animali da cortile, ricordiamo galline e non solo. Allora, i pochi pastori che dovrebbero essere tutelati come patrimonio dell'UNESCO, che ancora sono rimasti nelle nostre montagne con i loro armenti, hanno tutto il diritto di rivendicare la sicurezza per le loro greggi. Dobbiamo però ritornare indietro di 200 anni per i nostri territori o vedere l'esperienza anche solo dell'Abruzzo e ricominciare a fare una seria prevenzione sulle aggressioni. Mi spiego. Ci sono, non so se la regia possa darsi l'immagine, dei cani, si chiamano cani da pastore maremmano abruzzese, è una delle 14 razze canine italiane che eccoli qua, che dalla notte dei tempi sono selezionati per difendere le greggi dal lupo. Pensate che sono stati portati negli States per difendere la greggi dal coyote e gli stessi americani dicono non abbiamo mai visto una tale efficienza in una razza canina. Sono completamente bianchi perché nascono e vivono nel gregge delle pecore, devono confondersi, hanno una struttura fisica e una forza assolutamente sovrapponibile a quella del lupo, sono animali molto possessivi e con un 4, 5, 6 esemplari di questo tipo nel gregge è già di per sé quasi impossibile per il lupo andare ad uccidere gli agnelli e le pecore. Dobbiamo imparare nuovamente a ricoverare durante la notte gli animali e non lasciarli liberi al pascolo, con delle reti ad esempio elettrificate, e possiamo utilizzare anche qui le novità della tecnologia. Esistono già dei sistemi, dicevamo GPS, per cui se nello stesso collare che ho applicato al capobranco, addormentandolo solo una volta e che poi gli dura per tutta la vita, io metto un sistema che si collega a una recinzione virtuale attorno ai 4-5 masi presenti in montagna, appena il lupo arriverà a una vicinanza di sicurezza partiranno sirene, allarmi, luci, per cui già di per sé il lupo scapperà. Ci sono questi sistemi, possono essere utilizzati. Questo per la gestione di singole situazioni di gregge. Per poi abituare tutti i lupi a star distanti, anche là è ormai approvato dall'ISPRA l'utilizzo di pallettoni di gomma forniti alla polizia provinciale che può, sparando sugli animali, creare uno stimolo nocicettivo, quindi un rinforzo negativo, presenza dell'uomo uguale dolore. Non penetrano, non feriscono, non fanno sangue, è come un fortissimo pizzicotto. Ecco, questo è un sistema per riabituare il lupo a collegare uomo uguale fastidio, sto distante. E chi invece decide di sparare in un altro modo, ad esempio per difendere i propri animali al pascolo, può andare incontro a qualche conseguenza? Altro che qualche conseguenza, è reato penale dal 1971, non da ieri. Il lupo è specie protetta a rischio estinzione, anche se adesso stiamo così osservando una ripresa numerica, e è reato penale sparare al lupo, quindi sì, sono assolutamente delle cose da non farsi. Qualora
non dovessero funzionare i sistemi di deterrenza, qualora un singolo soggetto risultasse pericoloso, si può capire che in una dinamica di popolazione possa essere abbattuto, in una dinamica di popolazione, ma tutto ciò deve essere gestito dagli enti preposti, non si può fare il Far West, e quindi saranno le ASL, l'ISPRA, il Ministero per l'Ambiente a decidere dei piani o di allontanamento o di abbattimento, non può essere il singolo. Anche qua dobbiamo lasciare spazio ai tecnici del settore, perché, ripeto, la convivenza col lupo è possibile. Questo non vuol dire che vada tutto bene, perché abbiamo aree in cui 3 anni fa c'era un branco, adesso ce ne sono 3. Io ad esempio frequento la zona del Cadore perché mi piace andare in montagna, e veramente ormai tanti amici mi mandano i video di lupi che girano per Cortina alla sera. Sì, non è normale e non è neppure auspicabile, perché anche qualora non fossero particolarmente preoccupanti e pericolosi per l'uomo, non è neanche giusto che possano uccidere i cani e i gatti. Tutti gli animali hanno lo stesso diritto a vivere sereni. Noi abbiamo iniziato questa chiacchierata parlando del fascino che ha il lupo, al punto che sempre più spesso vediamo dei lupi al guinzaglio vivere nelle nostre case. Stiamo parlando del lupo cecoslovacco, giusto dottore? Sì, ci sono 2 razze e c'è stato un tentativo non andato a buon esito di creare delle razze canine in tutto e per tutto uguali al lupo. Noi sappiamo che il cane, tutte le razze, che sono circa 400, derivano dal lupo. Dopo questo lungo processo di selezione domestica si sono molto differenziati sia per caratteristiche fisiche sia anche attitudinali. Ci sono 2 razze, il lupo di Saarloo, che è olandese, e il cane lupo cecoslovacco, che a un osservatore distratto potrebbe assolutamente non notare la differenza con il lupo selvatico. Poi c'è stato anche in Italia il tentativo di creare una razza, si chiamava cane lupo italiano, ma non è mai stata approvata dall'ente della cinofilia italiana. Questi cani hanno realmente delle attitudini simili al lupo, sia perché ad esempio vanno in calore una sola volta all'anno invece che 2, sia perché praticamente non abbaiano, fanno uno strano latrato quando vogliono comunicare col proprietario, sia perché hanno un vigore e una capacità di muoversi in ambienti naturali e una forza fisica, una resistenza superiore a molte altre razze. Certo, mi sentirei di dire che non sono per tutti, sono già per esperienze con persone con una discreta esperienza sulla gestione di un animale piuttosto caratteriale. Assolutamente, come per tutte le razze che hanno un carattere forte, anche se poi possiamo dire che quando si prende un cane bisogna sempre essere, quando si prende un animale in generale, sempre ben consapevoli dell'impegno che poi si ha, ancora di più quando si ha a che fare con queste razze particolari sicuramente molto affascinanti. Dottor Cattarossi, grazie davvero per averci fatto conoscere qualcosa in più del lupo, grazie davvero, e torneremo ad aggiornarci con lei. Buon lavoro al dottor Diego Cattarossi. Grazie, buon lavoro a te. Buon lavoro a lei. Adesso noi ci fermiamo per l'ultima pausa pubblicitaria, tra poco. Rieccoci in diretta. Prima la pandemia, poi il caro vita hanno fatto aumentare anche a Venezia i cosiddetti nuovi poveri, e aumentano anche le richieste di aiuto. Gli operatori tutti occupati nel campo del turismo, dai ristoratori ai cuochi fino ai baristi, le guide, gli stagionali e i lavoratori a tempo determinato, papà con figli a carico e spesso anche coppie di genitori, sono i nuovi poveri, il cui status a Venezia come a Mestre è stato profondamente segnato dall'epoca Covid, che con la crisi del turismo ha visto notoriamente cessare fino a chiudere molte attività. Oggi, con il finire della pandemia, c'è un'altra emergenza da fronteggiare, quella legata al costo della vita, i cui numeri, in termini di aiuti, sono veramente impressionanti. Hanno bisogno di essere aiutate economicamente, pagare le bollette, perché se non pagano le bollette gli tagliano i servizi. Questa è una cosa molto importante, specialmente se dopo hanno accumulato ritardi nei pagamenti. E poi la borsa alimentare.
Servizi più che triplicati in comune, con l'assessorato al sociale che riceve giornalmente decine e decine di richieste di aiuto, spiega Simone Venturini. Hanno costretto il comune a triplicare gli sforzi, anche in termini economici e organizzativi. Sostegno che le famiglie in difficoltà chiedono con sempre maggiore frequenza a molte associazioni solidaristiche, tra cui spiccano anche i volontari della Banca del Tempo, che insieme alle istituzioni con gli aiuti economici elargiscono anche grande discrezione e riservatezza. L'appello a diventare ognuno di noi un dono per l'altro. Che i giovani avessero il coraggio di dedicare anche un'ora o due agli altri, ecco, perché di questo sentiamo bisogno. E adesso sentiamo cosa pensano i cittadini della decisione della Corte Costituzionale della possibilità di dare ai neonati 2 cognomi, quello del papà e della mamma. La Corte Costituzionale ha stabilito che un bambino al momento della nascita di default avrà il cognome sia del padre che della madre nell'ordine scelto dai genitori. Se si vorrà invece dare un solo cognome si dovrà sceglierlo e confermarlo al momento della nascita. Abbiamo chiesto ai padovani cosa ne pensano. Beh, secondo me è più equo. Quindi tu saresti contenta di avere il doppio cognome? Beh, sì, andrebbe bene, o comunque la possibilità di scegliere. Secondo me la possibilità di scegliere è la cosa migliore, nel senso che ognuno sceglie doppio oppure solo quello del padre per chi magari vuole rimanere più tradizionale. A dire la verità non l'ho seguita la cosa, però mi sembra anche una cosa giusta. La madre è importante la madre, è giusto che ci sia anche lei. Penso che sia bene che ci siano i 2 cognomi. Cosa che serve? Basta uno cognome, o no? Che bisognerebbe valutarle caso per caso, capito? Perché così che non diventi una cosa stabile, ha capito? Io sono di questa opinione qua. Sono perfettamente d'accordo, perché ormai si va sempre di più verso finalmente la parità di genere, pari diritti, pari doveri, e quindi è la fine del patriarcato, come la vedo io. Io ho vissuto in Spagna e lì è la normalità, è la quotidianità che abbiano il doppio cognome, e quindi a me sembra una cosa che va benissimo, nessun problema. Fine del patriarcato mi sembra una gran parola inutile, ecco, è semplicemente riconoscere due persone nella stessa famiglia, ecco. Siamo in chiusura di questa prima edizione, io vi ringrazio per averci seguito e naturalmente vi do appuntamento alle edizioni serali dei nostri telegiornali a partire dalle 18:30 con l'edizione regionale. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata.